Abbiamo una locandina importante questa mattina, importantissima questa locandina che spiegherà a questa mamma, questa donna, che cerca veramente di far capire l'importanza della lingua dei segni, un messaggio importantissimo. Io sono dell'idea che nella scuola dovrebbe essere insegnata la lingua dei segni, perché vuol dire inclusività. Vi presento subito Raffaella Buziol, grazie Raffaella di essere qui con noi, assieme all'avvocato Isabella Pavanetto dello studio Pavanetto, che segue anche i Veneti Schiacciati dalla crisi, che è nel direttivo dei Veneti Schiacciati dalla crisi, per cercare di fare squadra su messaggi importantissimi. Guardate, io mi ricordo quando andavo a scuola, anche alle elementari, c'era una specie di lingua dei segni. Io me li ricordo benissimo, la C. Poi all'improvviso non si sa perché le cose che dovrebbero funzionare e anzi a essere supportate ancora di più svaniscono nella nebbia. Non si sa il perché, ma vengono tolte per inserire anche altre lingue, non dico importanti, per carità, l'inglese, il francese, il tedesco, il cinese, ma la lingua dei segni per l'inclusività. Allora, Raffaella Buziol, cosa ci racconti? E vediamo ancora la locandina, cosa ci sarà sabato 8 marzo. Dove? A San Donà di Piave. Sì. Prego. Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito e grazie perché possiamo dar voce alla lingua dei segni, una lingua che io ho conosciuto perché io sono mamma adottiva di 3 figli e una mia figlia si chiama Lisa e utilizza la lingua dei segni. Facciamo questo convegno perché è desiderio di Lisa di parlare della lingua dei segni, perché a fianco a me da un po' di tempo c'è uno studio speciale, lo studio Pavanetto, che colgo l'occasione di ringraziare perché hanno supportato questa famiglia, Lisa e la sua realtà, me come mamma, come idea di parlare di lingua dei segni, che poi è una lingua che serve moltissimo. La lingua dei segni è importantissima per molte persone che non hanno possibilità di comunicare come sto parlando io. Di lingua dei segni ce ne sono tante, perché si parla anche di lingua dei segni italiana, ma c'è anche quella inglese, quindi è una lingua che tocca tutto il mondo e dona un sorriso e una voce. Facciamo questo convegno a San Donà, presso l'hotel ristorante Forte 48, che ringrazio per la disponibilità, perché anche lì abbiamo subito ricevuto un sì, perché nel territorio e nella vita di ogni giorno ancora ci sono barriere. Lisa, come tanti, ha diritto a una felicità, ha il diritto di parlare, solo che se questa lingua trova sempre ostacoli quando deve essere imparata, conosciuta, queste persone rischiano di rimanere in silenzio. E soprattutto a scuola come sta andando? Allora, noi grazie a questa grande famiglia, grazie a questa energia che lo studio Pavanetto ci ha donato e ci ha regalato ogni giorno, abbiamo potuto ritornare a scuola. Per Lisa è stato bellissimo. Una scuola che ci ha accolto, si tratta di una scuola di formazione regionale, non più la scuola, passatemi il termine, classica, dove abbiamo trovato porte chiuse, dove Lisa aveva raccolto tristezza e iniziava ad ammalarsi e aveva un diritto, quello di stare bene e di essere felice. In questa scuola Lisa ha realizzato un sogno e sta realizzando un sogno, quello di imparare a fare le pizze e soprattutto i dolci. Sta imparando anche il pane, ma la cosa che a lei piace molto è la pizza e i dolci, perché a lei piace lavorare moltissimo in gruppo, piace mettersi in gioco e ha fatto anche dei miglioramenti, tanto è vero che a casa è lei che ha iniziato a preparare l'impasto della pizza. Per voi sarà poco, per me tantissimo. Ovviamente per me è la pizza più buona del mondo, esattamente come i dolci. Lisa affronta con coraggio ogni giorno. Purtroppo il servizio di lingua dei segni tentenna, per esempio la settimana scorsa lei non ha avuto il servizio di lingua dei segni, però è stata di un coraggio e di una bravura che ha detto: mamma, a me piace talmente questa scuola che io vado, non importa, fatico a casa, però ce la farò. Quindi brava Lisa, coraggiosa Lisa, e vedrai che ce la faremo. Avete capito questa mamma adottiva chi è? Cosa fa e cosa dice? Avvocato Pavanetto, cosa diciamo a questa mamma che sta cercando con tutta se stessa di far vivere una vita normale, una quotidianità normale a
ragazza, ormai sta arrivando ai 18 anni, io davo sempre 14, Lisa si arrabbiava, diceva Mirella mi dice sempre che ho 14 anni, perché per me è la mia bambina, e soprattutto l'importanza di capire che Lisa ha già sofferto abbastanza. Lisa ha fatto un percorso che veramente non vorremmo che nessuno facesse. Ha avuto la fortuna di incontrare mamma Raffaella, papà Giovanni, questa coppia meravigliosa di genitori che hanno portato a casa tutti e tre questi fratellini senza chiedere, senza pensare niente di più, ma solo di dare felicità. E io trovo giusto che Raffaella veramente si batta con le unghie e con i denti per avere la quotidianità normale, perché io ho visto Lisa a Villa Margherita. Se Lisa è in un contesto appunto con qualcuno che sa anche come parlare a lei, specialmente con la lingua dei segni, Lisa diventa normale, non c'è nessun problema di interloquire anche con questi amici che trova. Il problema è proprio là, che lei deve avere questa figura che gli aspetta di diritto oltretutto. Prego, avvocato Pavanetto, cosa ci racconta e sempre grazie. Allora, grazie a voi innanzitutto, io sono ben lieta di stare qua con Raffaella, a parte che ci sentiamo quasi quotidianamente, quindi il nostro canale di comunicazione è abbastanza diretto. Di fatto quello a cui assistiamo tutti i giorni, in particolare per Lisa, non è tanto un vuoto normativo, perché le norme ci sono, esistono e debbono essere applicate. Quello a cui assistiamo è quasi un vuoto operativo. Dal momento in cui prendiamo la LIS e dobbiamo calarla nell'esperienza di tutti i giorni in ambienti come la scuola, oppure un esempio che mi ha fatto Raffaella e risuona sempre in me e lo richiamo insomma alla memoria spesso, è stata anche la necessità di Raffaella che ha avuto, perché Lisa si è sottoposta ad un intervento chirurgico di routine, una cosa che noi facciamo normalmente, a cui non diamo troppo peso. Per Lisa, oltre da un punto di vista emotivo, è molto difficile poter comprendere quello che le viene detto ed è molto importante come le viene detto. In questo caso Raffaella è entrata, è stata l'equipe insomma che ha operato Lisa, l'ha fatta entrare e lei ha potuto segnare alla figlia spiegando quello che sarebbe di lì a poco accaduto. Lisa si è tranquillizzata e l'operazione è andata per il meglio, soprattutto è grazie a questo tipo di comunicazione. Quindi è chiaro che il vuoto operativo c'è, perché abbiamo la LIS, c'è un decreto del 2021 che la dichiara come vera e propria lingua che deve essere improntata e appunto applicata in diversi ambiti, però quando ci troviamo poi nella vita di tutti i giorni siamo deficitari, non c'è nella struttura ospedaliera qualcuno che possa segnare prontamente per una persona che ha la necessità, entra al pronto soccorso, ha bisogno di spiegarsi, non ha un sistema di supporto familiare, come potrebbe far comunicare questo tipo di sua necessità? E da un punto di vista scolastico purtroppo siamo ancora lontani dalla piena applicazione di una LIS che, mi permetto, non guardi soltanto a come si segna, nel senso banalmente la traduzione estemporanea delle parole che sta dicendo l'insegnante, ma significa accostamento, significa incoraggiamento dello studente, significa apportare anche un quid, un qualcosa in più anche durante la sua giornata, il pomeriggio, per aiutarlo nei compiti per casa. Quindi facciamo riferimento ad una LIS a tutto tondo che sia però operativa e adesso siamo lontani da questo purtroppo. Eppure, avvocato Pavanetto, noi abbiamo Ca' Foscari con la lingua dei segni, eppure Raffaella ha bussato a porte importanti, uffici provinciali dove dovrebbero aver dato a Raffaella anche una risposta esauriente, fare insieme un percorso. Invece Raffaella si è trovata di fronte a un muro perché non si conosceva neppure che Ca' Foscari a Venezia aveva anche all'interno la lingua dei segni. Allora è mancanza di comunicazione, cosa c'è che non funziona? Perché io ve la farò sentire poi se l'avvocato Pavanetto me lo permetterà, perché bisogna andare coi piedi di piombo. Questa ragazza che, come dice Raffaella Buzzol, dice: io nella carta ho 9 persone che mi seguono, le ho tutte. Nella realtà non ho nessuno, sono mesi che non vedo nessuno, sono da sola e non riesco più a gestirmi, ma neppure a gestire quello che mi aspetta di diritto. Allora cosa c'è? Come mai? Cioè, noi abbiamo questa eccellenza di sanità, all'interno degli ospedali funziona tutto, bravi tutti, ed è anche vero in parte,
Però poi c'è il rovescio della medaglia, quello che non si vede, quello che non si sa, che invece io cerco di far emergere, perché questa comunicazione ci deve essere. Se io ce l'ho nella carta vuol dire che ho diritto di avere queste figure molto importanti per la mia esistenza, per il mio percorso di vita. Prego, avvocato. Guarda Mirella, Raffaella dice sempre una parola che è un po' magica, che è la sinergia, no? Bisognerebbe trovare il modo di superare le maglie che sono un po' strette della burocrazia, per cui adesso anche la LIS stessa, se dovessimo parlare esclusivamente di questa, è diventata quasi un dominio pubblico, nel senso che è di gestione dei più, di quelli che stanno nelle posizioni un pochino più apicali, quando in realtà, come detto prima, dovrebbe scendere un pochino più nel concreto. Le famiglie si rendono disponibili, le famiglie cercano il dialogo, spesso e volentieri, sono le famiglie, come hai detto tu bene, a bussare alle porte, però ci deve essere uno sforzo maggiore di sinergia. Come hai detto tu, le risorse Ca' Foscari le ha, ogni anno ne sforna diverse, nel senso che arrivano persone che sono veramente altamente formate nella lingua dei segni, e quelle che non sono altamente formate vogliono formarsi e quindi vogliono mettersi in campo per imparare effettivamente cosa significa segnare per una persona che ha la necessità e che non è semplicemente appartenente ad una comunità come quella dei sordi, che utilizza di fatto la LIS tutti i giorni, ma come nel caso di Lisa è affetta da disprassia, quindi altre patologie, altre problematiche un po' minoritarie che vengono purtroppo messe da parte. Ecco. Anche perché l'insegnante della lingua dei segni, questo supporto, non è che sia l'insegnante di Lisa, per Lisa, è l'insegnante della scuola, della classe. È questo che qualcuno non riesce a capire, che tu non è che metti questa figura importantissima per una persona, ma lo metti per una scuola inclusiva, o sbaglio, Raffaella? Assolutamente, guarda, io ti posso fare un esempio: i compagni, i ragazzi che si sono sempre avvicinati a Lisa, si sono avvicinati a Lisa con molte curiosità. E chiedono a Lisa come si dice questa parola. Lisa sente e quindi ha questa grande fortuna, e quindi Lisa dà il segno. E quindi ci sono momenti in cui scatta proprio un collegamento tra di loro, una sinergia che io non trovo mai sugli uffici. Io dico sempre, la Regione Veneto ha una ragione molto fortunata, perché non esiste un'altra regione in Italia dove c'è un'università come Ca' Foscari che ha Venezia e Treviso come punti di riferimento, dove tutti questi ragazzi li possiamo trovare. Quindi pensa, per la provincia di Treviso, che fortuna è, una risorsa che ancora ad ora, quando io mi confronto con l'ufficio territoriale di ogni tipo di livello, ancora continuano a dirmi: ah, ma sua figlia è sorda? Può scrivere col block notice? No, mia figlia è muta, cioè ci sente, ci vede, ha una difficoltà nel comunicare, ma la LIS fa bene se a qualsiasi tipo di patologia, se viene data, se a Lisa tu la mandi a scuola o la mandi in qualsiasi altro ambiente, e quelle parole che fortunatamente grazie alla lingua dei segni escono, in quel momento nel cervello non c'è l'input di uscita, la prima cosa che Lisa fa è utilizzare le mani per segnare, cioè per parlare. Ma se lei non riceve come dire acqua, che si dice così, lei non arriverà nemmeno a dire acqua quando la bocca non funziona o quando vorrebbe dirlo ma non sa come dirlo. L'istituzione non lo capisce. Non capiscono. L'Università Treviso quanta risorsa potrebbe essere? Abbiamo Gigi Pirollo anche collegato con noi. Ciao Gigi Pirollo, come stai? Quante cose sentiamo questa mattina, ma soprattutto Gigi è quello che dici tu, nel senso, adesso parliamo di guida sicura, di sicurezza sulle strade. Se io vado a prendere la patente, riesco ad avere la patente, ma non so guidare. Siamo sempre là, siamo sempre là
Allora, nella Purtroppo è la carta verità. io ho la firma che ho la patente e posso mettermi nella strada a guidare, però sono un pericolo numero 1 perché non riesco a guidare. Ma si sta continuando, cioè la tua voce nel deserto anche molto forte, molto importante, dove hai detto smettiamola, dobbiamo fare più guida, questi ragazzi non sanno guidare, mi sembra che non sei stato ascoltato, eppure più di qualcuno ti ha sentito. Cosa c'è che non funziona? Cioè nella carta abbiamo tutto, anche nella Costituzione abbiamo tutto, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Prego Gigi. Ciao a tutti intanto. Hai detto una cosa verissima, però il problema che devi unire troppe cose, cioè ci sono le scuole guide, c'è praticamente dovrebbe partire dallo Stato che dica facciamo intensifichiamo. La scuola guida non deve essere solo per prendere la patente e controllare che tu faccia i segnali giusti, ci sono quelli, ma dopo in strada i ragazzi purtroppo vediamo che non sono all'altezza di guidare con tranquillità e quando io insegno vedo subito le cose come stanno, cioè mi sono trovato di fronte a dei ragazzi che avevano appena preso la patente e veramente ho detto scusate ma da quanti giorni? L'abbiamo presa da 2 o 3 mesi, bene, e girate voi in questa maniera? Sì, io sono rabbrividito. Perché motivo? Perché non hanno la cognizione, uno, della velocità, zero velocità, non sanno quali sono le manovre in caso di rischio, esce un bambino, esce un cane, di schivare l'ostacolo, non hanno idea di come funziona la dinamica della macchina. Purtroppo io li vedo, ma non è facile, Mirella, dal giorno alla notte cambiare tutto. Devi andare con molta calma. Io vedo che si sta muovendo un po', ma è molto molto difficile, perché chi deve insegnare non sanno evidentemente insegnare. Io spero che le scuole guida capiscano il mio discorso. Ma tu ti ricordi quella volta che l'abbiamo fatta a Treviso, che poi sono stato un po' attaccato dalle scuole guida perché ho detto che insegnate male, ma è la verità, io ho il coraggio di dirlo, tanti non hanno il coraggio di dire queste cose, io invece li attacco sempre. Ma perché? Perché purtroppo io vivo con questo, il mio lavoro è le corse in macchina, ma anche insegnare a guidare, e quindi mi trovo sempre a contatto con dei ragazzi che quelli che vengono da me, che fanno i corsi di piloti, sanno già guidare, ma vedo gli altri che conducono la macchina quotidianamente che non sanno guidare, non hanno, ecco, quello è il termine giusto, non hanno la misura della velocità e del rischio. In più, telefonini, spero che adesso con la nuova legge stiano molto più attenti. Il bere, vedo che adesso tanti stanno molto attenti nel bere, molto più attenti di prima, ma il telefonino comunque cominciano a tirare via punti e tutti noi, io lo sai da sempre uso Bluetooth, quindi per me non salgo in macchina se non ho il Bluetooth che funziona col telefono, perché per me la telefonata è. Ma attenzione, io la dico così, ma tutti quegli schermi grandi che abbiamo sulle macchine, che con tutti, mi volete dire se anche questi non distraggono? Abbiamo addirittura, non dico la televisione, ma quasi, ma abbiamo di tutto. Se guardate le macchine moderne hanno di tutto nello schermo. Secondo me anche quella è distrazione. Vuoi che ti dica un'altra cosa che io noto? Abbiamo troppi cartelli segnaletici, o allora abbiamo 50, dopo fai 200 metri 70, dopo 200 ai 50 ancora, poi 90. Allora uno o sta attento ai cartelli o sta attento alla guida. Mi accorgo io che sono abbastanza datato come età, quindi e anche di tanti anni di patente,
mi accorgo che ci si può distrarre facilmente anche guardare solo i cartelli, perché abbiamo paura delle contravvenzioni che devono esserci, perché non è che dobbiamo tirare via le contravvenzioni, assolutamente, ma un colpo vai a 50, un colpo vai a 70, non sai mai a che velocità devi andare, ed è una cosa che per me è deleteria. Quindi sono argomenti che potrei andare avanti delle giornate, ma devi sempre trovare la persona dall'altra parte che le capisca. Anche perché non puoi, perché fra 10 minuti te ne devi andare. Ascolta Gigi, un'altra cosa che volevo tu spiegassi molto bene, che dicessi, la distrazione anche solo guardando il telefono un attimo, o guardare queste televisioni che hai detto tu che nelle macchine, nell'ultima generazione ci sono. Quanta strada fai nel momento che guardi questo cellulare o che guardi questo video? Allora, intanto è tutto basato dalla velocità, ma i tempi di reazione non è. Io ad esempio ho un tempo di reazione perché il mio lavoro è velocissimo. Altri non sono così veloci, però se vai via a 50 all'ora hai un tot di metri per fermarti, già normalmente, ma se sei distratto sicuro che tamponi la macchina. Il discorso, ti ricordi delle distanze di sicurezza autostrada ma strade normali, è un'altra cosa importantissima, appunto perché se tu vai in autostrada a 120 all'ora, 110, 120, 130, cosa che adesso ho visto che cominciano ad andare anche più piano, ma i tempi di reazione sono, se tu sei lento, ma è normale che se tu sei vicino a 20-30 metri dalla macchina davanti a 130 all'ora, sei distratto, la tamponi. Quindi cercare di mantenere delle distanze di sicurezza corrette vuol dire che, non dico ti salvi, ma quasi. Quando tu sei e controlli i messaggi e questo, sei con l'occhio sul telefono, non sei sulla strada. Se hai, guardate, sull'autostrada la faccio tutti i giorni, abbiamo della gente che guida, si mette, esistono 3 corsie. Secondo voi la prima corsia, che da regolamento dovresti stare lì, è vuota? Perché? Perché io ho la macchina che va a 120 all'ora, 110, mi metto sulla corsia centrale, poi quell'altra. Ma da legge non puoi superare a destra, quindi fai colonna. Ma è normale una cosa del genere? E questa si chiama educazione stradale. Io queste cose qui non le sopporto. Però che cosa fai? Fai coda. Facendo coda uno si unisce all'altro, ma sei a 120 all'ora. Da 100 metri che potresti essere uno distante uno dall'altro, che sarebbe corretto, ti porti a 40-50 metri. E sei distratto, tamponamento. Quello dietro è distratto anche lui, tamponamento, perché sei attaccato. Mi volete dire dove andiamo in questa maniera? Chi è che deve insegnare? Sono le scuole guida. Ma qual è la scuola guida che porta in autostrada i nuovi chiamiamoli conducenti? Nessuno mai visti? Allora, mai visti? ma Non so volete se qualcuno dire, li ha ormai visti in ci sono autostrada. le substrade e le autostrade, che sono quelle che usiamo di più, perché per andare, cioè, adesso abbiamo tante autostrade qua intorno, parlo di provincia di Treviso, ma nessuno sa guidare, secondo me. Usare le frecce, sai, tutti quegli argomenti che abbiamo trattato tantissime volte, le frecce, guardare lo specchietto, ma no, stanno là, guardano altre cose, guardano il telefono ma non guardano lo specchietto. Guardate bene gli specchietti retrovisori, se sono orientati giustamente dietro o alla persona. Grazie tantissime Gigi, volte. grazie. Io quando vado vedo avanti una perché c'è una telefonata, Gigi, se no poveretto Rinaldo non ce la fa più. Vai Rinaldo. Rinaldo? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Ciao. Intanto saluto la mamma di quella ragazza, di Elisa, che poveretta, il suo problema è che sempre i soliti discorsi italiani, no? Perché? Perché quando che le persone, neanche che stiamo bene, non abbiamo bisogno di niente, anche se avremo fame, non moriremo da fame. Ma chi che ha i problemi che questa ragazza, bisogna aiutarla, non c'è un perché siamo bravi, è un suo diritto di vivere che ha questa figlia che è qua, metterla in condizione
che possa stare per capire anche agli altri. Guarda che non è macchine, che chi che corre, chi si colpa. Questi sono i problemi, Mirella, da aiutare. Queste mamme qua, queste persone che gli hanno a scuola il problema, giorno e notte. Gli altri, dopo, tra 2 giorni, non ci ricordiamo più, dico uno che fa con il suo, delle persone che ha avuto il suo problema. Ma però gli ha fatto del tutto i genitori, finti i fiori, gli ha incominciato con la lingua di insegni a mettersi un piantino incaricata. E se è la roba più bella che ti può legare a questa gente che è qua. E quanto che riguarda la macchina non ti insegna l'autoscuola. La macchina, siccome è la vita, ti conosci praticandola, usandola. Non è vero niente che non si può guidare. Tanti che non si può guidare. I miei amici, 85-6 anni, vai in macchina meglio di un giovane, ma non di corsa, col cervello, Mirella. E mi con le barche, c'è 70 anni che vado via in barca. Io stesso che nelle barche, c'è gente che ha barche da 500 milioni, non c'è neanche buoni di operarle. Si va in laguna, si perde, si va in secca, non sa che cosa che sia. Ormai c'è i soldi che portano avanti tutto, l'opulenza, non c'è più di mettermi in condizione la gente di star bene. Basta cagare di skate e poi fa tutto, è sempre stato. È colpa di skate, è l'invenzione più brutta che gli ha fatto la grana. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché Gigi Pirollo deve andare anche via. Ti ringrazio, sei stato molto chiaro, sì, anche, è vero, basta andare a Venezia e vedere, ecco, come si guida, oppure anche durante l'estate, anche qua sarebbe molto da dire. Ma scusa Gigi Pirollo, adesso puoi prenderti anche la barca anche se non hai la patente e farti il giretto, ma cosa è questa storia? Cioè, io non riesco a capire per il business veramente dove si vuole arrivare. Tu non sai, vabbè che naturalmente quelli che prendono queste barche penso che almeno la bici ce l'abbiano, però fa molto discutere e pensare, visto anche certa gioventù che abbiamo, che pur di provare, ecco, l'adrenalina possono fare di tutto e di più. Ecco, perché mancano i controlli secondo te? Eppure tu l'hai detto molto chiaro, le cose sono chiare, la segnaletica è chiara, ce n'è troppa, bisogna toglierla. Ecco, nelle rotonde ci sono 50 cartelli, adesso dove vado non riesce più a capire, Treviso è scritto in 3 volte, qual è la strada giusta. Cioè, capisci Gigi che c'è qualcuno che veramente non vuole ascoltare, non sente, non vuole ascoltare, che è diverso. Prego Gigi. Allora, volevo fare una replica a Rinaldo che ha detto delle cose giuste ma anche delle cose sbagliate. Volete dire, quando uno ha 85 o 88 anni non può avere gli stessi riflessi di uno che ha 40 o 50 anni, che sappia guidare, non metto in dubbio. Io giro con della gente che ha 78 anni e gira anche con delle macchine da corsa, ma è lui a dire non ho i riflessi di uno di 40 o 50, e questo è una cosa. Per quanto riguarda le scuole guida sappiamo, per quanto riguarda invece le barche, io non vado in mare, quindi per me è una cosa che è inutile che parliamo di determinate cose. So che ci sono che magari sono abbastanza veloci a dare le patenti, però non sono molto informato riguardo a questo problema qua. Per quanto riguarda invece, dicono sì, che si sa guidare di qua e di là, forse Rinaldo non sa esattamente come sono le cose. Bisogna trovare una soluzione, ma questa non si trova in 2 giorni, ribadisco. Ma se cominciamo con le scuole guida, magari... poi altri discorsi della sicurezza, sai benissimo come la penso, io lavoro da anni sulla sicurezza, ma miglioramenti sono difficilissimi da apportare, perché abbiamo troppe volte persone sbagliate nei posti giusti. Perfetto. Da sempre. Perfetto. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli Ciao. ospiti, alla signora, sono vicina. Volevo dire una cosa al signor Pirollo, che parole sagge. Io a 15 anni sapevo guidare, ma perché? Perché avevo la voglia di imparare
e sono stata fortunata ad avere uno zio che mi ha dato tante di quelle dritte, ma tante di quelle dritte che io ho ancora la patente, però io ho fatto tanta pratica sulla strada, Mirella, perché giravo l'Italia per lavoro. Dunque, sono sempre stata attenta. Perché sono gli altri che ti vengono addosso, ha ragione che non sanno guidare. Io l'altro giorno sulle strisce, Mirella, una ragazza si vede che aveva il cambio automatico, perché adesso io so guidare col cambio automatico, però bisogna fare pratica. Aveva non ha messo, insomma è partita. Si è fermata e partita, perché non hanno ancora capito l'acceleratore, poi sono distratti, ha ragione. Io sono al 1000 per 1000 con il signor Pirollo, anche perché lei era per i rally, dunque i rally devi avere non attenzione di più e un'esperienza, dunque complimenti. Io ne ho visti diversi rally quando ero giovane, perché avevo conosciuto Budafieri che faceva io correvo con Budafieri. Ecco, io ero correvo con Budafieri. Grazie Sandra, fammi andare avanti, se no non ce lo faccio, anche perché Pirollo ci deve lasciare. Grazie della telefonata Sandra. Andiamo a vedere, allora, siccome le parole che ha detto Gigi Pirollo sono molto importanti, dobbiamo ascoltarle. Andiamo a sentire l'intervista che abbiamo fatto a Montebelluna nel raduno delle Vespe, dove è stata anche fatta questa raccolta importante per l'airbag obbligatorio ai motociclisti. Andiamo a sentire. Sono Gigi Pirollo, io come professione sono pilota di rally, copilota di rally, ma seguo molto, ci tengo moltissimo al discorso dell'airbag sulle moto, perché è fondamentale questo per salvare un po' le vite. Il problema che abbiamo visto comunque è che pochi sanno guidare, cioè la sicurezza è data anche da come uno guida. Purtroppo guidano malissimo, non rispettano quello che sono i codici della strada, superano a destra, si impennano. E in più una cosa che ho notato, perché è da anni che guardo queste cose, il casco non viene mai allacciato, è sempre non chiuso bene. E purtroppo abbiamo visto che tantissimi incidenti sono dovuti, e la mortalità è dovuta anche a quello. Quello che raccomando a tutti è di essere coscienti di quando si va in moto, perché non siete solo voi che correte sulla strada, ma ci sono tanti altri. Stessa cosa vale per gli automobilisti, attenzione, non è solo le moto. Comunque l'airbag avete visto che non solo sulle moto, ma è stato chiesto anche e verrà messo anche sugli sci, quindi vuol dire che questo progetto dell'airbag sulle moto secondo me prenderà piede. Volevo dirvi anche, mi ero dimenticato, firmate, io sono venuto apposta a firmare. Allora, grazie Gigi Pirollo, abbiamo visto anche Lisa diventa inclusiva dappertutto, perché questa mamma e questa famiglia la porta dappertutto, la fa vivere la quotidianità, specialmente io penso che la società deve essere inclusiva. Gigi, come ci saluti e che messaggio vuoi lasciare? Voi intanto fa sempre piacere fermo essere Gigi, fermo, perché abbiamo Roberto da Salzano, se no casca la linea. Fermo Gigi, vai Roberto. Sì, non mi muovo. Buongiorno, vorrei parlare di un argomento, visto che si parla di... Prego Roberto. Volevo parlare del rinnovo delle patenti, no? Visto che c'è una persona informata dei fatti. Io ho trovato vergognoso che io ho 73 anni, sono andato a rinnovare la patente, non so cosa sente il medico quando ci fa rinnovare la patente. Io infatti porto gli occhiali e l'unica cosa che mi ha chiesto di vedere i numeri, no? Non ha neanche guardato cosa vedevo io, capito? Allora, non ti chiede che pastiglie prendi, cosa prendi, se stai bene, se stai male. Allora, come si fa a fare una riforma della legge sulla strada quando quelli che guidano le macchine non si sa come si trovano fisicamente? Ossia, tu non puoi rinnovarmi la patente dicendomi guarda i numeri, poi lui lavorava con il computer, mi diceva vedi qualcosa. Allora, come si fa ad avere per la strada gente che
che guidi in maniera ottimale quando non c'è nemmeno una riforma, ossia un giudizio uniforme sulla tua salute. Io vado a rinnovarmi la patente e magari prendo dei psicofarmaci, prendo dei medicinali. Io ho un amico che ha 97 anni, e ancora guida la macchina. Quando fa delle manovre ti devi fermare per 5 minuti, e quelle sono persone che guidano per la strada, ha capito? Sono cose vergognose. Tu fai una riforma della strada quando le cose più importanti sono quelle di chi guida la macchina. Molto chiaro, Roberto, se no non ce la faccio. Gigi, prego, poi ti salutiamo. Allora, quello che ha detto Roberto ha detto una verità. Per quanto riguarda i riflessi, io che ho mio padre, fortunatamente ancora vivo, 2 anni fa, che ha 90 anni, quindi adesso ne ha 92, per lui aveva la patente, uno di quelli fanatici delle macchine, perfetto così, controllavo i suoi riflessi. Lanciandogli una mela, se la prende vai fuori in giro, altrimenti stai a casa, perché i riflessi sono tutti, perché purtroppo non siamo solo noi sulla strada, ma ci sono gli altri. Devi essere bravo a schivare l'ostacolo. Una cosa che volevo dirvi, che è molto importante, c'è l'alcol test, ma attenzione che se voi prendete dei medicinali bisogna leggere bene che se potete prenderli per poi metterli alla guida, perché volendo potrebbero ritirarvi la patente. Attenzione su questa cosa, c'è una cosa che sto indagando bene, che però è molto nebulosa. No, spiegala bene, perché è molto importante, poi sentiremo anche l'avvocato su questo. Allora, come funziona, Gigi Pirollo? Allora, se tu assumi dei medicinali, ad esempio anche ansiolitici, cose del genere, anche se hai la prescrizione medica, però tu potresti non essere in grado di guidare. E quindi è una cosa che io ho chiesto alla polizia, adesso mi stanno informando, loro si informano e poi mi daranno una risposta, perché se io vado in farmacia e chiedo posso prendere questi medicinali e poi mettermi alla guida, e neanche loro lo sanno, perché non c'è una lista, c'è praticamente nella descrizione del medicinale se ci si può mettere alla guida o no. Potrebbe essere anche l'avvocato a dire la sua, perché su questa è molto importante, perché magari io non bevo, esco, mi fanno l'alcol test, però Gigi, magari ho preso... Gigi Pirollo, che ci chiediamo subito all'avvocato. Prego, avvocato, se può dire qualcosa. Allora, sul punto è un po' tutto fumoso, come ha detto il signor Pirollo. Di fatto anche la stessa polizia non è sufficientemente formata adesso, quindi le risposte che possono essere date possono essere una per un'altra. Di fatto molti bugiardini di farmaci, soprattutto ansiolitici, stanno a descrivere l'impossibilità, o quantomeno si sconsiglia di stare alla guida a fronte dell'assunzione di questi farmaci. È chiaro che se poi questo è combinato con l'assunzione di alcol, questo può ulteriormente peggiorare la situazione e condurre al ritiro della patente. Dovrei approfondire la questione dei meri ansiolitici con la rilevazione eventuale per quella che è la polizia e i controlli, ma di fatto moltissimi, sono d'accordo con il signor Pirollo, ansiolitici nello stesso bugiardino c'è la prescrizione proprio medica di non mettersi alla guida a fronte di questi, perché creano sonnolenza. Non capisco più niente, ma come fa la polizia a decidere se tu... No, perché veramente mi viene questo dubbio, ma come fa un poliziotto a decidere se tu sei in grado di guidare o no in base al medicinale che prendi? Scusate, ma per me è una cosa folle. Come fa a decidere? È a discrezione del poliziotto che tu incontri, sei quello più sensibile, meno sensibile. Come fa? Avvocato, ma cos'è questa storia? Allora, con una prescrizione medica non dovrebbe esserci un'ingerenza da parte delle forze dell'ordine nello specificare. Perciò tu devi girare con la prescrizione medica? Dovrebbe esserci sempre di base una prescrizione medica, perché sono farmaci che possono creare moltissima sonnolenza alla guida. Devi avere in macchina allora? Di fatto dovrebbe esserci una copia, sì. Avete capito? La persona. Per essere sicuri dovete avere la copia della prescrizione medica. Io non so cosa dire, per fortuna che siete qui questa mattina. Io Prego, ho chiesto al capo della polizia questa cosa e anche lui è rimasto molto titubante nella risposta. Ho detto sì, ma se ho la prescrizione medica
è un punto interrogativo che deve essere risolto a breve, quindi io sto aspettando che mi diano una risposta, perché io ad esempio con le corse in macchina, se prendo il deltanirolo, che se è per aprire il naso, esatto, perché se ho il naso chiuso non riesco a leggere le note, io devo dichiarare che prendo il deltanirolo, sì, perché altrimenti potrebbe essere assunzione di droga, cioè siamo arrivati all'eccesso. Però gli ansiolitici è diverso del deltanirolo, attenzione, sono due cose completamente diverse. Ho capito, però quello che abbiamo capito, Gigi, è che io devo avere la prescrizione, la copia della prescrizione medica a scanso di eventuali equivoci mentre guido nella macchina. Questo bisogna dirlo chiaramente, perché veramente si può incappare in spiacevoli problemi. Sì, però la dottoressa ha detto una cosa giustissima, che se prendo questi medicinali e bevo, allora ho fatto cacao, assolutamente, bingo. Perché allora lì, però con gli strumenti che hanno la polizia, perché per controllo dell'alcol, secondo me non è lo stesso che può controllare il farmaco. Sono due cose completamente diverse. Sono d'accordo. Salutiamo, grazie Gigi Pirollo. Appena hai informazioni chiamami, così le diciamo in diretta e tu le spieghi anche molto bene che non è da tutti, perché sei competente, come hai detto tu. Purtroppo abbiamo delle persone incompetenti che decidono la nostra sorte, giusti, sì, e poi i danni si vedono, quello che viene fuori. Grazie Gigi Pirollo. Grazie a voi, pubblicità. Alla prossima. C'era in linea Ginio da Volpago, ma con la pubblicità non c'è, vediamo se riprendiamo. Quello che volevo farvi capire è che l'importanza di avere persone competenti anche nelle scuole, scuola guida, scuola primaria, non primaria, dappertutto dovremmo avere questa possibilità di imparare, di conoscere bene. Cosa vuoi dire, Raffaella? Perché sempre di scuola, ecco, da una parte imparo una cosa, da una parte ne imparo un'altra, ma è per la mia sicurezza e per il mio star bene. Prego, Raffaella. Sicuramente quando tu trovi in qualsiasi ambiente persone formate e competenti, ti fa la differenza, perché ricevi delle informazioni, inizi a farti delle domande, hai la conoscenza e questa poi ti serve in un momento che mai penseresti nella vita. Il problema, sai, è che a volte per avere questa competenza e formazione, dico io, bisogna far fatica. Però spesso questa fatica viene sempre pensata, e allora che cosa ci guadagno? Io ogni volta che parlo con i miei figli e parliamo in famiglia dico sempre: ma se il mondo del volontariato si misurasse con questa fatica, cioè non esisterebbe. Ti fermo un secondo perché abbiamo Ginio, ciao. Pronto? Pronto? Eccoci qua, prego. Volevo dire se il pilota si è mai informato quante ore di guida si fanno nell'autoscuola prima di ottenere la patente. Io ero in Svizzera 60 anni fa, ho fatto la patente all'estero in Svizzera. Era obbligatorio, prima di andare all'esame di guida, 18 ore di pratica. Qua fanno delle mezze ore, 7-8 mezze ore, e poi fanno 300 metri di esame sulla strada e hanno la patente. Io al volante per la guida ho fatto 50 minuti di esame. Prima di andare all'esame 18 ore obbligatorie, perché la guida si fa facendo pratica. Io volevo parlare col pilota. Il pilota, quando deve fare sempre una nuova gara, deve sempre far pratica, e la patente si deve far pratica prima di saper guidare. Qua i giovani di oggi escono dalle scuole e non sanno guidare. Grazie Ginio, hai detto bene, lo farai la prossima volta che incontreremo e avremo ospite Gigi Pirollo, perché dovrà darci anche queste ultime notizie, sembrano che siano anche imminenti, perché sono cose importanti quelle che tu hai detto. Anche ci vogliono soprattutto tante ore di guida, perché non è mica sempre, poi ognuno magari più o meno impara alla propria maniera, e quello, come dice Gigi Pirollo, quello più veloce, più scaltro, quello che è più portato. Delle volte io veramente salgo in macchina con delle persone
persone che dicono ma questo che ha dato a patente, mentre magari salgo in macchina con Fulvio Marotto, che voi avete visto in queste performance che vi ho fatto vedere, ed è la persona più sicura del mondo, perciò capite che è anche soggettivo il discorso della guida. Avvocato, però qui poi quando vai nella strada è un problema, oppure come dice Raffaella, quando vai in una scuola che non è inclusiva, tu cosa fai? Per fortuna abbiamo avuto la fortuna di conoscere Raffaella, di inserirla in un contesto anche molto importante che è l'associazionismo, ma soprattutto avere anche un supporto legale, perché è fondamentale. Io ho detto a Raffaella, tu da sola non puoi più andare avanti, prima perché era umiliata, era frustrata e non poteva essere così. Con questo studio abbiamo visto che le cose sono cambiate, ma se per qualcuno non è così, cosa succede, avvocato? Allora, come dicevo prima, c'è molta frustrazione perché si bussa a tantissime porte e si prova inizialmente a fare da soli, banalmente scrivendo, banalmente chiamando e insistendo su temi che per noi sono scontati ma sono fondamentali e non sono altrettanto scontati per chi purtroppo queste chiamate le riceve. Di fatto il nostro supporto è stato, oltre che strettamente giuridico, anche di continua comunicazione con Raffaella per confrontarci su punti importanti e per dar vita, come in questo caso, ad un evento che sia formativo e informativo. Rivediamo la locandina per cortesia di sabato 8 marzo a San Donà di Piave, prego avvocato. Sì, il nostro scopo, un po' perché questa battaglia è diventata anche un po' mia, quindi di fatto insomma ben volentieri cerco di veicolare dei messaggi che per me sono fondamentali, a partire dal mondo del volontariato, ma in particolare per quello che riguarda Lisa e la sua storia, a parte che Lisa è una ragazza splendida e sa stare in ogni ambiente, quindi con la voglia di vivere, che non è da cosa da poco, con la voglia e la gioia di vivere. Assolutamente, vedendo lei ci sono delle riflessioni che dobbiamo fare, no? E che devono essere portate fuori nel mondo comune per capire cosa possiamo migliorare, partendo da noi, senza per forza continuare a bussare a posizioni apicali dove la risposta spesso non ci soddisfa o non è minimamente vicina a quelle che sono le necessità del concreto. Quindi iniziamo noi, informiamo, divulghiamo, cerchiamo di dare vita a quelli che sono i nostri progetti e soprattutto i sogni di Lisa e quello che è la nostra speranza, insomma, poi Raffaella sarà più precisa sul punto, è potenzialmente dare vita ad un sogno che è quello di un locale, di un bar, di un ristorante che possa essere accessibile a tutti. Ci sono degli esempi già virtuosi in Italia in questo senso, noi li guardiamo con ammirazione perché vorremmo fare la stessa cosa, quindi cerchiamo persone che sono interessate a supportarci in questo tipo di iniziativa dove chiunque possa entrare e possa ricevere una comunicazione adeguata. Ho bisogno di ordinare un cappuccino, ho bisogno di ordinare una brioche, non mi sento limitata e quindi arrivo sulla porta e scelgo di entrare, non faccio 3 passi indietro e me ne vado perché so che nessuno mi capirà all'interno di quella struttura. Quindi questo è il nostro obiettivo e partiamo con questi eventi proprio per questo. Ecco. Raffaella, chi ci sarà? Chi avete invitato in questa importante giornata dove veramente l'approfondimento sulla lingua dei segni sarà determinante, perciò invito tutti quanti a partecipare, se siete liberi andate a trovare, ecco, incontrare anche Raffaella, incontrare Lisa, l'avvocato, per fare una cittadinanza attiva. Noi abbiamo bisogno di questo, non siate pigri, se è una bella giornata uscite, andate, ascoltate, imparate. Prego Raffaella, cosa hai fatto? Chi hai invitato? Allora, ho cercato di unire quelli che sono le figure che sono state, che sono importanti in questo percorso di Lisa e di chi si trova come Lisa. Quindi ci sarà tra i relatori la fortuna di avere l'avvocato Isabella Pavanetto che sarà nella parte iniziale, nella parte finale. Ci tenevamo moltissimo perché è stato veramente anche per me uno stimolo molto positivo di rimettermi in gioco in molte cose che, come hai detto ben tu, un po' iniziavano a scomparire in me. Poi ci sarà la parte medica, quindi un foniatra e il logopedista, che è anche psicologo, e spiegherà quanto la lingua dei segni data porta emozioni.
E poi ci sarà un referente dell'Università Ca' Foscari, che lui ha fatto anche ricerca negli Stati Uniti, a New York, proprio per spiegare quanto bella è la lingua dei segni. E io avrò il traduttore speciale, mia figlia. Abbiamo Giuliano da Este. Ciao Giuliano. Buongiorno, vorrei comunicarvi una cosa molto ma molto importante. Ieri, ultimo giorno di Carnevale, sono andato in piazza Este. Il comune, che è padrone del 51% della spesa raccolta rifiuti, ha messo 2 gonfiabili a pagamento 5 euro 10 minuti. C'era una mamma con un bambino che ha detto: io non posso spendere quei soldi lì. Un comune che fa queste cose, amministrato dal PD. Non dico altro. Grazie Giuliano, guarda, in tutte le sagre, le fiere, se ci sono le giostre le paghi, non c'è niente da fare. Come dici tu, bisognerebbe pensare anche a quei bambini che non riescono a salire su questi gonfiabili, ecco, e dare la possibilità a tutti, ecco, di essere inclusivi, ecco. Servono anche le vostre telefonate, ricordatevi che servono molto per far capire che forse dobbiamo girare tutti quanti con un registro diverso e parlare di inclusività. Io ringrazio tantissimo le mie ospiti, grazie all'avvocato Isabella Pavaneto dello studio Pavaneto di San Donà di Piave, grazie a Raffaella Buzziol, grazie per questa meravigliosa famiglia che ho avuto la fortuna di conoscere, che veramente ha capito l'importanza di esserci, di dare, non di ricevere ma di dare, perché fino adesso per quanto riguarda il ricevere direi molto poco, però noi la supportiamo, ci siamo e Raffaella non è da sola e questo è importante, perché ci siete anche voi. Andate l'8 marzo a sentire questo convegno importante sulla lingua dei segni. Pubblicità. Sei curioso di sapere perché alcuni affrontano la strada come dei campioni ed altri la prendono completamente in maniera diversa? Beh, tutto dipende dal locus of control, da dove pensi che risieda il controllo della vostra vita. Se avete un locus of control interno, crederete di essere voi al comando del viaggio, proprio come quando riesci a mantenere la calma nel traffico. Locus of control esterno, penserete che sia le forze esterne a governare la propria corsa, proprio come la sfortuna. Capire questa cosa può trasformarvi in automobilisti più sicuri e più sereni. E tu, che locus of control hai? E veramente ringrazio Emanuele Bozzetto, che è in presenza, referente per il Bassanese Cittadinanza Attiva Veneto, di essere qui con noi. Grazie e saluto anche Pier Enrico Zani, fisico. Buongiorno dottor Zani, buongiorno, grazie di essere qui, veramente grazie. Allora Emanuele Bozzetto, grazie Mirella, intanto. grazie per l'invito. Perché questo video? Cosa stai facendo? Prego. Allora, diciamo che questo video vuole essere, assieme al collega Fabio Vivian, che saluto, che tu ben conosci e che è stato in trasmissione, lui come primissimo soccorso o come cittadinanza attiva, cerchiamo proprio di sensibilizzare i cittadini, le persone, in questo caso sulle condotte a rischio rispetto all'alcol, e quindi aderendo anche alle tue iniziative, ma cercando proprio di rendere le persone attente alle responsabilità proprie degli altri. Poi in effetti ci sarà questo grande evento il 13 aprile, domenica 13 aprile lungo la Restera, organizzato dai familiari italiani vittime della strada. Lo spieghiamo bene perché ci sono tante associazioni. Prego Emanuele. Sì, partiamo da un fenomeno italiano importante. Purtroppo noi abbiamo dei dati dall'Istituto di Sanità: più di 1.300.000 ragazzi under 24 bevono molte volte purtroppo per ubriacarsi.
620.000 sono minorenni, la fascia dai 21 ai 25 sono 450.000. Questo vuol dire purtroppo che l'alcol ha un'incidenza importante non tanto sulla salute ma anche sui rischi connessi alla guida, e quindi stiamo su temi già altre volte affrontati qua con te. Assieme al collega amico Fabio Vivian cerchiamo attraverso queste modalità di sensibilizzare, informare e rendere consapevoli le persone delle proprie condotte. Purtroppo noi tutti gli anni abbiamo dei dati allarmanti importanti, ripeto, sull'incidentalità, sui costi anche sanitari, sociali, giornate di lavoro che vanno perdute, riabilitazione fisica, psicologica e quant'altro, per cui diciamo è un fenomeno importante che si cerca di contrastare. Poi come cittadinanza attiva, tu sai, siamo una PS che c'è a livello nazionale, nata nel lontano 78, a livello veneto, di cui io sono referente per il bassanese. Nel frattempo col Ministero dello Sviluppo ci siamo formati, io e un gruppo anche di altri volontari esperti, quindi siamo dei cittadini attivi, ok? E ci piace intervenire nelle comunità in cui viviamo. Quindi abbiamo una funzione di supporto e accompagnamento con degli sportelli, cito in particolare Asiago, presso l'ospedale, Enego, Rossano Veneto, molto importante. Pensa che abbiamo centinaia e migliaia di richieste, per esempio per prenotazioni esami ematici, per informare il cittadino, per accompagnarlo nelle visite, per essere insomma quel soggetto di accompagnamento, perché non è scontato che uno abbia un diritto ad un accesso a una visita e poi magari non ne abbia in qualche modo capacità di gestirla. Per cui diciamo che la nostra funzione è quella di essere presenti nel territorio. Allora, prima di sentire anche il professor Zani e Pier Enrico Zani, vorrei far vedere questo video anche al professore, non so se l'ha visto. Andiamo a Venezia, ecco il senatore Speranzon, nucleare Marghera. Andiamo a sentire. Il tema del nucleare è un tema che deve essere affrontato con grande pragmatismo. Il nostro territorio valuteremo, chiaramente in questo momento il nostro obiettivo è cercare semmai su Marghera di avviare una trasformazione. Così il senatore veneziano e vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon apre sulla possibile partita del nucleare anche a Marghera, sebbene specifica, prioritaria su tutte la bonifica delle aree già altemente inquinate. Innanzitutto di bonificare quelle aree che sono altamente inquinate e il cui inquinamento rischia anche di percolare all'interno della laguna con dei danni ambientali importantissimi, e quindi qualsiasi tipo di investimento su Marghera deve presupporre innanzitutto una bonifica di aree altamente inquinate, quindi questa è la nostra preoccupazione principale in questo momento. Le sue parole dopo l'ok da Roma con l'approvazione nelle scorse ore del disegno di legge che delega l'esecutivo a regolamentare il nucleare sostenibile. Il nostro obiettivo è quello della fusione nucleare, quindi che ci mette in condizione di avere un'energia assolutamente sicura, però i tempi per la realizzazione di questi impianti con la tecnologia di cui disponiamo oggi ci parlano di almeno 20-25 anni. Speranzon, che già nei giorni scorsi era tornato ad esprimersi riguardo a una possibile sua candidatura a sindaco di Venezia, oggi cautamente si smarca. Guardi, è tutta fantapolitica. Ma poi ci ripensa. Per quanto riguarda il candidato sindaco di Venezia, chiaramente c'è un po' più di tempo perché le elezioni saranno nel 2026 e quindi insomma diciamo che sicuramente entro l'autunno del 2025 sapremo anche il nome del candidato sindaco del centrodestra a Venezia. E rilancia. Prima la partita per il presidente del Veneto ancora aperta e da cui, aggiungiamo noi, stando ai rumors, si saprà certamente qualcosa di più al termine del congresso regionale della Liga Veneta. Quale sarà la figura che arriverà dopo Zaia, se spetterà Fratelli d'Italia alla Lega, queste sono tutte domande alle quali finalmente tra qualche settimana avremo risposte. Allora, più del congresso della Lega, io penso che avremo notizie dalla decisione della consulta, che è quella che deciderà più o meno il terzo, per qualcuno il quarto mandato, esatto, o solo il secondo mandato. Allora, professor Zani, intanto la ringrazio e mi fa piacere che lei abbia sentito questo senatore Speranzon, perché io mi ricordo le sue parole per quanto riguarda il nucleare a Marghera e non vedevo l'ora di averla ospite, perché
Capite che mi piace farvi ascoltare le persone competenti che hanno studiato, che sanno quello che dicono, che sanno di cosa parlano, perché mi sembra che in molti casi, non in tutti, ma in molti casi, la politica e certi politici facciano un passo troppo in avanti, abbiano tutti gli assi in tasca, sanno tutto di tutto e come risolvere i problemi. Cosa dice professor Zanni? Prego. Beh, il cognome di quel politico è Speranzon, quindi ha proprio da sperare, perché la fusione, allora quando io ho cominciato a studiare ormai 60 anni fa, la fusione già se ne parlava e mi dicevano che 20-25 anni ci sarebbe stata, adesso siamo ancora a 25 anni da oggi, quindi sono tranquillo, non c'è problema. Sono solo dei giochi dei figli, io sono un fisico, e sono dei giochi di fisici che cercano di sopravvivere con i fondi di ricerca e raccontano che si può fare la fusione, ma in realtà non si potrà fare. E le spiego subito perché. Per fare la fusione ci vuole un materiale rarissimo che si chiama trizio, e il trizio attualmente su tutto il pianeta ce n'è 1,5 kg. E basterebbe forse per fare una prova di un esperimento tra 25 anni, quando ci sarà qualche macchina capace di usarlo. Per il resto è tempo perso. Però se i miei amici fisici e gli amici politici ci vogliono giocare, basta che non mi chiedano i soldi a me, perché io sono genovese. Anzi, sono un valligiano della Val di Non, nato a Genova, quindi sono un taccagno maledetto. E tutte le volte che mi parlate di soldi, oppure di fare ricerche balorde come questa, e mi dico, vabbè, fatela, ma non chiedete soldi a me. Purtroppo me le mettete sulle bollette, sulle tasse, dappertutto, quindi le pagherò, ma mi viene veramente il vomito, scusate tanto, non ne posso più. È anni che si dice di queste... Vabbè, la parola giusta non la posso dire in televisione. Professor Zanni, quello che però spaventa e vogliamo capire, la ringrazio di essere qui, lei è una persona che piace da Mirella, molto schietta, che ha il coraggio di dire perché sa, perché è competente, ecco, sa esprimersi in maniera anche molto semplice, dove a casa riescono a capire che veramente tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, anzi in questo caso no un oceano ma 1000 oceani, perciò chissà quando ne riparleremo. Ma con tutte queste guerre in giro, cosa succederà a questo pianeta? Perché stanno adoperando delle armi prima che noi non sappiamo, non conosciamo neppure gli effetti, ecco perché noi vediamo queste esplosioni, forse hanno imparato, ecco, a farceli vedere anche nelle sagre, nelle feste, i fuochi d'artificio, perché ormai noi vediamo i fuochi d'artificio dappertutto, colori molto vivaci, molto belli. Cosa sta succedendo e cosa si sta usando veramente che è molto pericoloso per tutto l'ambiente e per l'umanità, professor Zanni? Tutto quello che si fa, esplosioni, CO2, iprite, uranio, come si dice, per i proiettili adesso usano l'uranio impoverito, cioè l'uranio, perché di urani ce n'è 2 in natura, c'è quello che poi serve per fare le bombe e le centrali nucleari e quello che non serve a niente. Quello che non serve a niente, però con dei residui radioattivi lo usano per fare i proiettili che penetrano nei carri armati. Tutto, noi umanità usiamo tutta la tecnologia che abbiamo per uccidere. Io vedo in Ucraina un disastro di dimensioni catastrofiche e noi lì abbiamo fomentato la guerra contro la Russia anche sulle spalle dei poveri ucraini che sono scappati quasi tutti dall'Ucraina. Attualmente, non so se lo sapete, i licei si sono spopolati dei maschi, sono solo femmine che frequentano il liceo, perché i maschi sono scappati all'estero per non fare il militare. Però i nostri giornalisti, che sono praticamente dei venduti, disperatamente venduti, non hanno il coraggio di dire la verità. L'unico che lo dice bene è il vostro Veneto Cacciari, il filosofo. Lui dice chiaramente le cose come stanno. È una vergogna. Hanno fatto una guerra per ritornare ai vecchi accordi di Minsk, ma siamo pazzi scatenati, guidati da imbecilli disperati o venduti.
ho finito, perché sennò poi vado nello sproloquio. La faccio respirare, professor Zanni, la faccio respirare. Voglio sentire cosa ne pensa Emanuele Bozzetto. Tu fai parte, non so se fai ancora parte dei Fanti, ecco, questa ho fatto importante... parte, sono stato appunto presidente. Ecco, prego, per cosa vuoi anni. dire allora? Ma no, io credo, come dice, allora, sicuramente c'è un problema di informazione / disinformazione, no? Cioè, nel senso, noi poi di fatto ne sappiamo ben poco di quello che realmente accade, anche di logiche politiche. Quello che posso dire, forse anche da cittadino, virgolette, attivo, è che, come dire, il dazio che pagheremo di fronte a questa guerra è legato in termini ambientali, ecco, in termini dopo di persone che resteranno sicuramente traumatizzate, ecco, di nuclei che andranno dispersi, di minori che non vedranno più forse i loro genitori, di ricongiungimenti che avverranno quando chissà mai. E di quanti ne abbiamo perso e ne perderemo se continuiamo. Eccole qua, di generazioni purtroppo che avranno nella loro testa, fin da quando sono piccoli o adolescenti, in testa la guerra, no? Come arma, come strumento, e non forse magari vie più pacificatorie, ma soprattutto di generazioni dopo che saranno in qualche modo contese su altri tavoli, no? Perché l'impressione è sempre quella: si combatte in un luogo perché dopo c'è un contesto che deciderà. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo fare, se possibile, una domanda all'ospite, al professore in collegamento da Genova, credo, no? Parole sante, vede quello che ha detto, no? E appunto vorrei fare una domanda. Purtroppo nella storia, quando scoppiate le guerre, oltre alle distruzioni e alle morti che porta di per sé la guerra, i poveri soldati diventano anche delle cavie, perché abbiamo sperimentato o testato delle nuove armi, come che sa, per il napalm, per le bombe, quelle, come dire, che ha un raggio da mezzo chilometro, non so come si chiama. Ecco, mi dà questa qua, essendo che sentivo che è a conoscenza, nella guerra in Ucraina, oltre all'uso dei droni, ma sta anche testare o sperimentare una qualche arma, soprattutto esplosiva, che può creare uno sterminio di morte tra poveri soldati e anche tra i civili. Cioè, lei è a conoscenza che nella guerra di Ucraina le due parti, la Russia da una parte e la NATO dall'altra, in sostanza, ha sperimentato o testato delle nuove armi, per saperlo, insomma, perché, come dire, lì i soldati, oltre che essere straziati, ma viene usato come cavie umane anche. Buongiorno, grazie naturalmente. Grazie Vladimiro, prego professor Zanni. No, purtroppo non so niente, spero che non abbiano fatto esperimenti chimici. Quello che so, che si vede, che hanno fatto esperimenti di macchinari, quindi cannoni veloci, missili, droni di tutti i tipi, anche dei jamming elettromagnetici, cioè dei fasci di onde radio per confondere i droni in arrivo, pasticci elettronici di tutti i tipi. Chimicamente penso e spero di no, perché sia gli uni che gli altri non conviene. Già nella prima guerra mondiale avevano usato l'iprite e poi era stata abbandonata perché tutti e due i fronti usavano l'iprite, quindi morivano i soldati da tutte e due le parti e non aveva proprio nessun senso. Quindi spero che non abbiano fatto queste troiate, le parole giuste sono troiate. Professor Zanni, noi abbiamo sentito in questi giorni, abbiamo cercato anche di ricordare la storia della memoria, la storia della giornata del ricordo, ma forse rimarrà anche nella storia questo evento particolare di questa America, di questo presidente che sta cancellando la storia che in tanti anni si era cercato di costruire per un mondo migliore, per un'umanità più sensibile, più ecologica. Ma cosa sta succedendo nel cielo, nell'aria? Noi sentiamo parlare di satelliti, fra poco ci saranno le autostrade per i satelliti, ecco, ma noi qui a terra cosa sappiamo, cosa sentiamo? Prego professor Zanni. Tanto per cominciare, Trump non ha cambiato niente, perché i presidenti prima, tra Obama e Biden, hanno fatto più guerre possibili di quanto ne abbia fatte mai Trump. Anzi, Trump sembra che non ne voglia fare, quindi spinge per fare la pace in Ucraina e smetterla di assalire la Cina su Taiwan. Vedremo come va a finire.
Quindi non dobbiamo seguire quello che dicono i nostri giornalisti, che sono tutti pagati dagli americani. Lo sapete che adesso Elon Musk ha cancellato completamente i fondi, anzi ha licenziato tutte le persone che sono nella USAID, che era un'agenzia americana che finanziava, diceva che aiutava i popoli, in realtà finanziava giornalisti, associazioni, tutte verso l'americano. Quindi per favore non facciamoci raccontare delle storie. Il mondo comunque vedremo come va a finire, speriamo che si faccia la pace. Senta professore, ma Elon Musk come lo vede lei? Questo genio del satellite. Prego professor Zan, no, lei che capisce qualcosa, perché noi non riusciamo mica a capire più di tanto, non ci spiega niente nessuno, cioè non è che tutti dobbiamo essere fisici oppure competenti in materia. Cosa sta succedendo? Sta succedendo questo, che Elon Musk, che ha una cinquantina d'anni, adesso è giovane a vederlo, poi mi sembra più giovanile di quanti anni ha, è un fisico, ha studiato fisica, quindi capisce quello che sta facendo delle tecnologie ed è riuscito, beato lui, in America, perché in America i capitali, la borsa funziona in quella maniera, è riuscito a mettere in piedi un sistema di questo tipo. Lui lancia i satelliti, perché c'ha i lanciatori, lancia i satelliti, adesso ha tirato fuori un telefonino che costa un terzo di quelli della Apple, che hanno sopra già l'intelligenza artificiale, ed è collegato alla sua rete X, sapete che X era il vecchio Twitter, quindi adesso Elon Musk sta praticamente coinvolgendo tutto il mondo nelle sue industrie, escluso la Cina naturalmente, perché la Cina sapete che è completamente separata, c'ha WeChat, che è un sistema analogo, non è che sia diverso. Quindi i cinesi non usano X, hanno i loro telefonini, i loro sistemi. Quindi questo Elon Musk ha raccolto un potere immane che in effetti fa una grossa impressione. Sono d'accordo, impressionante. Spero lui della Cina e della Russia. Sentiamo Emanuele Bocetto. E della Russia anche, certo, sì, certo. Però tenete... Forse professore, forse così anche i telespettatori, forse no, almeno per me ci sono due variabili. Questo signore ha accumulato più lui che non Stati Uniti, Russia e Cina. Quindi diciamo ha un potere. Ci sarà anche da chiederci, ma nell'universo ci sarà ancora spazio? Un po' no? Infatti ho parlato di autostrade prima, vedremo a quante corsie si faranno le autostrade. Ora bisogna attendere, bisogna vedere cosa succede, perché la democrazia americana prevede che il Congresso possa spaccare le aziende e separarle. Come ha fatto, forse non sapete, ma quando sono nati i telefoni, la Bell Telephone era diventata così importante che gestiva praticamente tutti gli Stati Uniti. Il Congresso l'ha divisa in 2 o 3, sì, che sono aziende separate. Quindi può darsi che questo Elon Musk, che adesso è diventato parte del governo, però è un privato, e il governo il governo americano, noi non possiamo fare niente. Il governo americano può dividere le sue aziende in maniera che questo suo strapotere venga ridimensionato. Comunque, giusto per dirne una, Elon Musk è contro il nucleare, tanto per raccontare, perché lui ha detto che da buon fisico sa che c'è un solo reattore nucleare che è il Sole, e lui ha una ditta che usa le proprietà. Infatti non a caso. Emanuele Bocetto, cosa vuoi aggiungere? Prego. Col professore è molto interessante ascoltarlo, ma una domanda, ma il cittadino? Che ruolo ha? Che parte gioca? Perché il mercato mi sembra blindato, no? Dovremmo alla fine acquistare anche dei fondi ai quali saranno già legati a un tipo di, virgolette, proprietà. Ecco. Terza cosa, l'intelligenza artificiale. Allora, la domanda è, secondo me, è reale e concreta, perché fin tanto che viene utilizzata a fini di crescita, progresso, ricerca, medicina, alta chirurgia, cioè da quel punto di vista ci siamo. Ma del resto... non è che forse questi sistemi di fatto controlleranno anche la volontà poi delle nazioni? Vediamo anche nelle elezioni politiche, no? Il caso della Romania.
È già adesso, Ecco, appunto, esatto. Allora, professore, la domanda da cittadini, io poi rappresento questa parte di cittadinanza attiva, c'è da capire a che gioco giochiamo, nel senso, c'è una rappresentanza democraticamente eletta che governa il sistema, o è un sistema che in qualche modo è depauperato rispetto a quello che sta accadendo? È anni che il nostro sistema pseudo-democratico è depauperato, completamente depauperato. È un problema gravissimo, quello che dice lei. Noi cittadini non possiamo fare niente, possiamo solo cercare, magari staccare la spina da Facebook, cosa che ho già fatto, oppure, non dico ritornare ai piccioni viaggiatori, ma telefonare. Skype è una bellissima cosa, la usiamo. Però so che questa trasmissione verrà unita, verrà letta dall'intelligenza artificiale, entrerà a far parte del suo background. Sapete come funziona l'intelligenza artificiale attuale? Tutto quello che gira su internet e che legge anche sui libri che sono digitalizzati da Google, vengono tutti convogliati in un unico sistema, e ci sono degli algoritmi che usano questi nostri messaggi e trasformano non so se avete mai usato l'intelligenza artificiale, io sì, è uno che mi parla e mi dice le cose giuste. Se gli dico se è giusto che si tirino le bombe atomiche sulle persone, lui mi dice no, bisogna fare la pace, mi risponde come se fossimo al bar tranquillamente. Sì, ma questo vuol dire anche perdita di posti di lavoro, o sbaglio, professor Zanni? Ma questo non lo so, spero di no, perché mio nipote studia informatica, bisogna cambiare. Certo che il mio amico idraulico elettricista, lui non se ne frega altamente dell'intelligenza artificiale, come tutti gli artigiani. Noi italiani in questo abbiamo un vantaggio pazzesco, perché abbiamo milioni di piccole aziende gestite quasi a livello familiare. Queste possono essere abbastanza più libere dell'intelligenza artificiale. Quindi certo che... Senta professore, ma questo alzamento della temperatura, ecco, questo spazio che non è più lo spazio che si pensava di conoscere, ecco, forse non ce la raccontano proprio bene e troppo giusta, noi non vediamo niente, non sappiamo niente, per fortuna che ogni tanto viene lei in trasmissione, ecco, che li manda a quel paese e gli dice magari raccontate quello che c'è di vero e non raccontate le balle del giorno, perché ogni giorno c'è una balla nuova e naturalmente la cittadinanza non sa, non conosce, e qua in Italia chi grida più forte ha ragione. Allora, ma io l'ho sentito, l'ha detto quell'assessore, l'ha detto il senatore, l'ha detto l'onorevole, ma sentirlo dal fisico è un'altra cosa, perché noi parliamo del futuro dell'umanità, questa è la verità, da qua non si scappa. Prego professore. Sapete qual è uno dei problemi del futuro? Che forse nascondiamo, la denatalità. Certo, bravo. Questo è un problema gigantesco. Guardate che la matematica è chiara. Se non ci mettiamo a far figli entro 50 anni, in Italia e nel mondo, in tutta l'Europa, andremo in gravi problemi. Infatti adesso faccio una provocazione, dai, tanto mi piace fare provocazioni. Senta questa virella, così ci ride anche sopra. Parlavo con una professoressa di chimica, amica, e parlavamo della denatalità. E io ho detto, perché non fate più figli voi donne? E lei mi ha risposto, ma qui lì gli asili, le madonne, i costi, la famiglia, quanto costa, è vero, gestiamo. Gli ho detto, guardate che comunque il problema va risolto. E c'è due modi. O un ratto delle Sabine, come hanno fatto gli antichi romani, oppure la partogenesi, cioè noi maschi non serviamo più e rifate voi. Non so, finirà la civiltà così? Non lo so. Andiamo a rubare le donne in giro. Sì, però vede professor Zanni, e mi fa piacere anche che lei sia così chiaro. Il problema è che noi abbiamo anche un inquinamento che preoccupa molto, specialmente i medici per l'ambiente. Hanno analizzato veramente, hanno fatto un test su una popolazione di ragazzi molto giovani,
e sembra che ci siano questi organi genitali che non crescono più come una volta dovuto ai PFAS, così almeno sembra. Sì, ho sentito. Eccomi, lo so che lei è informato di tutto, ma guardi che la cito sempre, sa cosa dico quasi sempre? Guardate che un professore mi ha detto che dovete darmi i numeri, perché i numeri parlano chiaro. Allora datemi i numeri, perché coi numeri vediamo. Ora bisogna vedere chi mi dà i numeri, professor Zani, perché ognuno dà i numeri che vuole e qua viene fuori la solita confusione. No, però l'inquinamento, professor Zani, questo inquinamento che preoccupa questi medici per l'ambiente, e soprattutto non mi sembra che Trump sia molto verso il green, sta rimettendo in gioco un po' tutto, bisognerà aspettare. Ho capito io, queste famiglie, questi genitori, questi ragazzi non è che possono aspettare all'infinito per capire come andrà il loro futuro. Prego. Parliamo della nostra Italietta. Oggi guardavo il satellite, che lo potete guardare tutti, c'è tutta l'Italia è solare, c'è il sole in tutta Italia. Benissimo, oggi è giorno di fare la lavatrice, poi si prendono i panni e si mettono al sole a asciugare. E perché la facciamo di giorno? Perché di giorno c'è tanta energia solare in rete elettrica già prodotta. Allora l'Italia è il paese che in proporzione ha la maggior quantità di pannelli solari nel mondo. Quindi lo usiamo. E tra parentesi, piccolo particolare, forse nessuno lo dice mai, ma ve lo dico, i pannelli solari si pagano da soli, ve lo dice in genovese. I pannelli messi al sole producono corrente electrica e quindi generano energia. E se poi ci uniamo in comunità energetica, che c'è già la legge, anzi voi dovreste dirlo giorno per giorno, mettetevi in comunità energetica, perché chi può mettere i pannelli guadagna e chi non può metterli, se non altro si guadagna 10 centesimi ogni kilowattora che consuma durante il giorno, se c'è il sole. Quindi bisogna usare il sole. In Italia siamo avanti, usiamola. Per disgrazia o beneficenza dell'Enel, tutti i cittadini sono collegati via internet col contatore, quindi si fa presto a dargli i soldi indietro quando consumano. E si fa, è già pronto, è già tutto, è operante. Le comunità energetiche sono operanti, quindi i comuni, piccoli e grandi, debbono istituire qualcuno che spieghi come si fa una comunità energetica. Vede, professor Zani, è quello che manca, che dico io sempre ai sindaci. Invitate le persone competenti, parlate alla cittadinanza, ai paesani, alla popolazione di quello che si potrebbe fare, di coinvolgerli, perché qui c'è la paura di mettersi assieme, non si conosce, ci sono i campanili, ci sono i campanili politici, professore, qui siamo pieni di campanili al nord, qui da noi, poi non so da lei. Senta, professore, ma io la vedo nel nero più nero, non è che lei sia nello spazio ed è collegato con noi, perché vedo un nero. Dov'è, professor Zani, che vedo tutto nero con una lucetta piccola che brilla? Perché a me piace, l'ufficio che mi sono fatto in casa, mi piace tenerlo, come si dice, accogliente. Per me va bene. No, infatti per noi è nello spazio, vediamo un nero. Ho avuto questa idea, Emanuele Bozzetto, tu dove lo pensavi, il professor Zani? No, anche però c'è quella luce, no? C'è come il mito di Platone, no? Dalla caverna si va verso la luce che è la conoscenza. Sì. Dietro c'è un pittore veneto che vi piacerà, che è di dietro. Non è un disegno, non è un pittore. È un disegno. Allora magari. Andiamo a vedere anche il secondo video di Emanuele Bozzetto, poi torniamo in studio. Andiamo a vedere il secondo video.
Sicurezza nello spazio, sicurezza stradale. Ecco, cosa vuoi dire, Emanuele? Perché hai deciso di fare questa cittadinanza attiva per il bene comune, per il bene della comunità? Prego. Sì, io sono veramente onorato di far parte di questa struttura e organizzazione, ma la mia spendibilità, come tu ben sai, la nostra, e ripeto, ringrazio anche i tantissimi volontari che ci sono nei territori, nel Bassanese, ma anche in tutto il Veneto, è proprio quello. Allora, noi dobbiamo capire che dobbiamo essere cittadini informati, no? Che è un po' il tema anche della giornata, almeno il più possibile. Allora, chi decide sullo spazio e sulle politiche mondiali mi pare di capire che non abbiamo granché voce, però in termini di salute, no, Mirella, di sicurezza, di condotte a rischio, di evitare l'uso e l'abuso di alcol, di capire che quando si è in strada o in bicicletta o a piedi ogni nostro gesto può essere causa di un serio problema per gli altri. Abbiamo visto queste immagini, c'è anche una pubblicità purtroppo che è complice, no? Del fatto che la vita sembra essere bella perché è performante, perché quando si beve siamo così degli eroi, esatto. Poi le distrazioni purtroppo, e con Fabio Vivian di Primissimo Soccorso le abbiamo un po' ricostruite. Allora, è aprire gli occhi, se tu permetti. Noi vorremmo, come cittadinanza attiva e anche Primissimo Soccorso e anche grazie a te, fare in modo che le persone veramente si rendano responsabili delle proprie condotte. Noi poi sappiamo che rispetto all'alcol l'esordio è sempre più precoce, è sempre più problematico. Davo prima anche dei dati, basta guardare l'Istituto di Sanità, basta guardare nelle nostre strade, nei nostri paesi, giusto? I bollettini di guerra ormai che sono consueti, quindi cittadinanza attiva vuole essere in tutte le varie tante attività progettuali nei territori una realtà viva, vivace, che desta curiosità e che soprattutto rende le persone più attente e responsabili. Allora andiamo a vedere, adesso vi porto a Udine, andiamo a vedere e sentire 0 alcolizzati alla guida. La Polizia di Stato di Udine nella serata del 18 gennaio scorso, lungo un itinerario di collegamento tra la città di Udine e la viabilità autostradale, ha messo in atto un articolato programma di controlli finalizzato alla repressione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica. A distanza di poco più di un mese dall'entrata in vigore delle modifiche al codice della strada, gli automobilisti sembrano essere più prudenti e responsabili alla guida, almeno per quel che concerne l'assunzione di sostanze alcoliche. Gli agenti durante i servizi di controllo hanno riscontrato maggior consapevolezza da parte dei conducenti circa i rischi connessi alla guida sotto l'effetto dell'alcol, nonché maggiore informazione e conoscenza. Il bilancio è stato assolutamente proficuo. Degli 80 conducenti sottoposti a controllo etilometrico, nessuno ha superato la soglia minima prevista dal codice della strada, ovvero dello 0,5 grammi sul litro. Il dispositivo ha avuto un risvolto positivo anche sotto il profilo della prevenzione e dell'informazione. Sono state tantissime infatti le domande e le curiosità degli utenti della strada sulla nuova normativa e sulle sanzioni in cui si rischia di incorrere in caso di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope, in caso di utilizzo dello smartphone o anche di mancato utilizzo della cintura di sicurezza. L'indicazione che pare emergere dalle analisi dei dati del primo periodo post-riforma è quello per cui gli standard di sicurezza stradale sono tutti tendenzialmente in miglioramento e soprattutto che la sicurezza sulle strade è diventata motivo di confronto e discussione quotidiana tra le persone. Insomma, un buon risultato per tutti. Per noi abbiamo bisogno di numeri che ci dirà Emanuele Bozzetto, prego. Sì. Allora, intanto speriamo che non sia solo l'effetto paura, no? Fatta la norma, fatta il decreto, il primo mese, i primi 2 mesi, tutti buoni e bravi, dopo purtroppo si torna. I dati sono quelli dell'Istituto di Sanità. Noi sapete che uno dei fenomeni gravi, problematici, importato dagli anglosassoni, è il cosiddetto, a parte il bere fuori pasto, che riguarda anche molti veneti, ma è il famoso binge drinking. Tradotto e in pratica vuol dire tante unità alcoliche, molte volte a stomaco vuoto, consumate in poche ore. Se l'esordio del bere, questo purtroppo in casa, comincia agli 11 anni, e questo perché molte volte i bambini guardano il modello adulto, lo imitano,
o lo trovano in casa. Nella fascia, ecco qua, dai 18 ai 24 anni c'è una fortissima impennata di questo bere fuori pasto, che dopo vuol dire anche un bere molto problematico anche per la salute, che dopo diciamo si registra anche fino ai 44 anni. Quindi che cosa voglio dire? E tanto sono i maschi quanto sono le femmine, nel senso che purtroppo oggi come oggi le ragazze stanno nel bene e nel male copiando i loro coetanei maschi. Quindi questo vuol dire che, e lo dicevo anche prima, abbiamo più di 1 milione di ragazze e ragazzi in Italia che purtroppo, vedi Mirella, non è che il bere fosse come una volta, era una ritualità, una compagnia, uno stare insieme, un divertirsi, virgolette, responsabile. Il problema è che adesso si beve perché c'è un malessere, c'è una bassa autostima, probabilmente una società molto competitiva, troppo competitiva, ed è un fenomeno che le ragazze ce lo raccontano, e sono legati anche dei modelli delle pubblicità, come dicevo prima, però il fatto che noi pensiamo, sono dati, ripeto, che 620.000 su oltre 1,3 milioni siano minorenni e 450.000 nella fascia 21-25, tu capisci che da quel punto di vista sono comportamenti ad altissimo rischio. Ben venga l'esperienza che è stata citata, noi abbiamo però anche nei territori, ci sono un sacco di licenze d'uso di bar, diciamo così, lo posso prendere al supermercato, non sempre quando questi arrivano col carrello delle bibite alla cassa c'è la cassiera o il direttore dice no, adesso tu questi qua me li lasci qua, perché è un'altra forma. C'è l'online, cioè c'è una grande distribuzione per cui l'alcol è accessibile. Quello che, ripeto, è un fenomeno sociale importante e riguarda anche la loro crescita, perché nel momento in cui un fisico si sviluppa e assume alcol o sostanze, queste vanno a inibire, complicare e in qualche modo compromettere alcune funzioni di crescita. Allora, molto chiaro, sono dati anche preoccupanti, qualcuno bisognerà pur che intervenga, perché qui c'è solo business, non c'è niente da fare, se si vuole si può fermare. Il problema è che il business supera il buon senso e supera la sicurezza che dovremmo avere per questi ragazzi. Già ne abbiamo pochi, come diceva il professor Zani, ci mancherebbe che continuassimo con questi percorsi, non ne andremo più fuori. Tra alcol e droghe non ci facciamo mancare niente. Posso Vuoi aggiungere? È un ultimo dato. Fu contestata quella funzionaria, mi pare un anno fa, che diceva che nell'etichetta delle sostanze alcoliche bastava mettere esattamente la componente, la provenienza e la gradazione. Ti ricordi? All'estero, per esempio, anche in qualunque bibita o quant'altro, nelle donne in gravidanza, che è altamente sconsigliato, nelle ragazze in gravidanza, c'è un logo nel quale si mette divieto assoluto, perché mamma beve, bimbo beve, ragazzi incinta beve e purtroppo il feto anche. Quindi, come dici bene te, purtroppo gli interessi generali o economici prevaricano quei comportamenti proprio in termini di salute che dovrebbero invece garantire un cittadino e una cittadina più attivi, più responsabili, magari anche in salute. Allora, torniamo al green. Professor Zani, cosa ne pensa dell'energia eolica, queste pale eoliche, questo green elettricità? Prego, professor Zani. Io sono per il solare, ma anche l'eolico. Certo che l'eolico si vede molto di più, perché questi palloni alti. Io ho fatto un conto che però per fare la transizione energetica della Liguria, di Genova ad esempio, dobbiamo mettere le pale eoliche in mare, perché il territorio della Liguria è scarso, c'è poca roba, e quindi noi dobbiamo per forza di cose usare il mare. Nemmeno nucleare, tra parentesi. Sì, ma anche noi qua nel Veneto abbiamo sentito dei terreni dove veramente c'è questa volontà, ma il vento dove lo troviamo? Non è che fortunatamente che arriva Vaia ogni giorno, fortunatamente, speriamo che non arrivi più, ma come si fa? Cioè, ci spieghi un po', professore, perché qui c'è una confusione. Allora, semplifichiamo, se non c'è vento, o meglio, bisogna fare delle statistiche del vento, se non c'è vento nessuno investe a mettere una pala eolica, perché deve esserci un vento decente per un terzo delle ore dell'anno. Quindi io ho detto che lì a Genova le metteranno in mare a 20-30 km dalla riva, perché lì c'è un vento fisso quasi
tutto l'anno, quindi quello funziona. Il solare invece è più regolare, nonostante sembri che ci siano le nuvole, e quindi se uno comincia a gestire le case in maniera autonoma, fa le comunità energetiche anche condominiali oppure tra case vicine, ha ragione. E quindi il risultato è quello, la strada è quella. I tedeschi, che non vengono criticati continuamente dalle lobby del petrolio, loro stanno andando velocemente, sempre più che possono, sul solare e sul vento. Sapete perché? Questa ve la dico perché sui giornali non c'è scritta, ma questa l'ho letta in tedesco. L'esercito tedesco, la Bundeswehr, aveva deciso che le centrali nucleari tedesche erano un pericolo in caso di invasione, in caso di guerra. Quelli ci pensano sempre. Quindi. Allora, 16 centrali nucleari in Germania colpite da un missile distruggevano tutta la Germania in un colpo solo. E avevano deciso di chiuderle in qualche maniera. Quando c'è stato le centrali giapponesi che sono saltate in aria, 15 giorni dopo, la Merkel, che è una fisica anche lei, ha chiuso le centrali perché erano già pronti, aspettavano il motivo per farlo e continuano ad andare sul green per quel motivo, perché così non importano più il gas da Putin e nemmeno l'uranio, perché sapete che quando uno fa la centrale nucleare, quel signor Speranzon lì vuol fare la centrale nucleare e poi importare l'uranio dalla Russia di nuovo. Facciamoci il nostro sole, costa un cavolo. Stavo per dire una parolaccia. No, ma lo so che poi lei riesce a girarla questa parolaccia. Professor Gianni, ma perché anche i sindaci, va bene che non è che abbiano tante risorse, ma lei veramente dice costa niente, ma perché non spingono in questo? Eppure i sindaci hanno un esercito incredibile, sono i cittadini che li hanno eletto, sono in tanti in tutta Italia. Come mai non spingono? Cioè, cos'è che li ferma per far capire che forse ci sarebbe la possibilità di risparmiare, di avere anche un'energia diversa? Prego, professore. Allora, c'è il problema della burocrazia. Vi faccio un esempio. Genova, chi la conosce, sa che ad esempio è una città piena di condomini, di palazzi, uno attaccato all'altro, tutti col tetto piatto o quasi, non tutti, un 70%. Adesso la legge dello Stato permette di mettere i pannelli sui tetti. Perfetto. Uno dice, benissimo, mettiamo i pannelli. No, perché non si devono vedere dalla strada in basso, per un motivo ancora una vecchia storia che dovrà essere tolta. Vabbè, Genova è fatto sulle colline, io da ogni condominio vedo il condominio di sotto, quindi che cavolo di discorso è? Eppure c'è questo discorso, quando uno va in comune a dire faccio l'impianto sul tetto, dicono sì, ma non si deve vedere. Io aspetto la nuova sindaca a Genova, faccio pubblicità alla nuova sindaca, che è una civile, che unisce democratici, 5 Stelle e quant'altro, e anche le sinistre, e speriamo di introdurre una nuova legge per mettere i pannelli sui condomini in maniera, non dire da fare dei disastri ottici, però che si possono fare senza tante palle, capite? Sentiamo Manuele, volevi dire qualcosa al professor Gianni? No, forse un'altra idea che, come lei prima accennava, le comunità energetiche partono anche dei cittadini, no? Se noi prendiamo il Veneto, tante realtà di pianura o altro andrebbero incentivate, fatte assemblee pubbliche, chiesti dei consulenti che non siano a carico magari del cittadino, ma perché è conveniente, virgolette, per tutti. Ed in prospettiva... Prego. Certo, ma guardi che se uno va in banca e dice ho la comunità energetica, vi faccio l'impianto, glielo paga la banca, perché dopo 4 anni ritorna il conto economico. Chiaro. Sì, ma perché non viene fatta questa informazione, professore? È questo che non riesco a capire. Cioè, ho capito la burocrazia, ma non c'è solo la burocrazia, perché c'è una convenienza con le bollette che abbiamo, con quello che sentiamo, con le famiglie che non arrivano più neppure a fine mese con 2 stipendi. Bisognerà pur che qualcuno intervenga per parlare di risparmio anche energetico. Prego. Sì, lo so, è la gente stessa che deve farlo. Non posso obbligare nessuno. La legge c'è, operante. Magari forse dovrebbero i comuni mettere uno sportello con sopra scritto comunità energetica. Tenga conto che sono dei lavori, cioè gestire una comunità energetica di un condominio ci vuole l'amministratore di condominio, niente.
però ci vuole una minimo. Comunque a Genova, ve lo dico chiaro, tutti gli amministratori sono sul chi vive e i miei amici installatori di pannelli stanno cercando operai perché non ne hanno abbastanza. Quindi, qui a Treviso abbiamo anche la Chiesa che ha tentato di fare, sta cercando di fare questa comunità energetica, ma non sento tanto rumore, non sento che si parli, cioè capisce che forse abbiamo bisogno, come dice lei, che anche i comuni riescono a far capire al cittadino di essere accompagnato in questo percorso. Manuele Bozzetto, cosa vuoi dire? Sì, voglio dire appunto che lo sportello che lei dice, insomma, avendo anch'io fatto esperienza, credo che oggi dovrebbe essere proprio una componente che la pubblica amministrazione pone, è un servizio che va reso al cittadino, non possiamo pretendere che il cittadino si arrangi sempre in tutto e per tutto e che sappia che vada accompagnato e che quindi sul piano culturale, economico, del risparmio, ma delle prospettive future, perché poi avete visto anche il discorso dello stoccaggio, del costo energetico, la borsa come va, basta che un accordo vada male, il giorno dopo sono tutte, e le guerre ci fanno pagare costi sociali ed energetici purtroppo finché funziona un sistema. Le comunità potrebbe essere un'alternativa seria, praticabile, percorribile e sostenibile. Tutto qua. Ma una volta c'erano i comitati di quartiere dove tu partecipavi, ti informavi e capivi cosa succedeva e le nuove prospettive. Hanno eliminato tutto, allora io devo essere fortunata ad avere quel sindaco, ad avere quella comunità che si interessa, ma se io che non faccio parte di questo, chi è che mi dà l'informazione? Professor Zani, ho capito io che dobbiamo arrangiarci, ma dobbiamo anche capire di cosa si parla e di cosa si tratta alla fine. È questo che io non riesco a capire, perché la tecnologia, la scienza e la ricerca ha fatto passi da gigante. Lei dice costa niente, facciamolo, sì, ma io non lo so, fammi capire cos'è questa cosa. Spero che questo discorso delle comunità energetiche, spinto certamente da un ufficio, da qualcosa dei comuni, anche inneschi la nascita di piccole imprese, cioè di geometri, di volontari come quel signore lì simpaticissimo che dice le cose perfette, in maniera che sono proprio lavori. Quindi gestire una comunità energetica, dice guarda ti do 500 euro l'anno se mi fai una comunità energetica con 50 condomini, 10 case, 20 case, cioè diventa un lavoro in più, altro che intelligenza artificiale, non serve a niente. Questo è del territorio. Allora, visto che abbiamo parlato di bollette, visto che a casa sono molto interessati, andiamo a vedere questo caro bollette. Andiamo a sentire, andiamo a Trieste. Come ci si difende? Non ci si può difendere perché bisogna pagare e basta. I rincari delle bollette previsti per questo 2025 spaventano le famiglie, ma anche le imprese. L'aumento dei costi dell'energia all'ingrosso fa schizzare i prezzi alle stelle e il governo sta pianificando interventi contro il caro energia se verrà approvato il cosiddetto decreto bollette. Come ci si difende dai costi così elevati? Si cerca di risparmiare sui consumi, ovviamente, di essere più oculati negli orari a seconda delle destinazioni. Non lo so, no. Non lo so come, se cambia governo non so. E come ti viene? Bisogna stare attenti, di non fare eccessivo di tutto, stare attento al gas, di non rimanere il gas aperto, di non rimanere la luce accesa, di non rimanere le spine delle telefonine nelle prese, bisogna stare attenti. E bisogna stare attenti veramente adesso, su tutto. Difende, soldi che voglio. Io voglio sempre soldi, se non tenga soldi non si può pagare. Speriamo che cali in qualche modo Tanto si parla di aumenti e meno aumenti, perché stesso diremo quota che pagano passare paga un castellano. L'unica roba che c'è è il passo calabile che ho, che su pago 59 euro e sono da vedere anche là che i vendi, senza consumi di niente, né acqua né luce. Senza consumi e pago 59 euro. E allora, per quanto riguarda le famiglie è un discorso, per quanto riguarda le attività è una cosa un pochettino più problematica. Cercare di evitare sprechi, soprattutto di usare i frigoriferi in maniera da gestire gli orari, perché tenere
tanto tempo accese le cose, come i riscaldamenti, come le refrigerazioni, per le attività è veramente pesante. Per le famiglie magari si ci può difendere, alla fine è solo l'abitazione. Dina mia, io sono andata già a verificare, devo pagarla e praticamente mi è venuto 350 euro tra luce e gas. Bisogna risparmiare in qualche modo. È pazzesco, è pazzesco. Così non si può andare avanti, è pazzesco. Abbiamo in linea Giusy, ciao Giusy. Giusy? Pronto, sì Mirella, ciao. Ciao, buongiorno ai tuoi ospiti. Prego. Volevo dire al professor Zanni che i pannelli solari e fotovoltaici hanno un tempo, professore, di 20-30 anni penso. 40. Poi 40. Lo smaltimento, sì. Quello è inquinamento, perché come fanno a smaltire milioni e milioni di quintali di questi insomma, pannelli? Sì, e poi dico. volevo dire al dottor Speranzon, che parla del nucleare a Marghera, ma su un centro dell'Alta Italia, ma chi è che lo vuole, professore? Non si può fare questo sbaglio qua, perché se succede come è successo in Russia, lì da quelle parti lì, sono morti tutti, perché può succedere. Non è che diciamo no, non succederà mai. Tutto può succedere, in ogni caso. Non si devono essere troppo sicuri di quello che si fa. In tutti i casi, professore. Io sto male a sentire questi discorsi qua. Adesso tutti questi pannelli solari, tutti i fotovoltaici, ma non capiscono che da qua a 20 anni, 30, quanto dureranno, devono cambiarli? E lo smaltimento? Vi ringrazio, sono arrabbiata. Abbiamo sentito una Giusy arrabbiata, prego professor Zanni. Allora, prima rispondendo allo smaltimento, ci sono già adesso in funzione, i pannelli non vengono buttati in giro per le strade perché hanno un valore, perché sono fatti di vetro, silicio, argento, rame, alluminio e vengono già recuperati. Ci sono delle ditte che già lo fanno, prendono i pannelli, li spaccano, prendono il vetro che viene recuperato, l'argento che c'è dentro non è tanto, 5 grammi, ma sono sempre 5 grammi, c'è il rame, c'è l'alluminio dalle cornici, viene tutto riciclato. Rimane ancora la plastica che serve a fare il vetro e quella purtroppo va bruciata, quindi quello non è una meraviglia. Basta, è finito, non c'è niente a che fare con il nucleare. Il nucleare è la parola giusta non posso dirla, è terribile perché ci vengono a raccontare il nucleare sostenibile. Cosa vuol dire sostenibile? A parte che la paghiamo noi, perché lo studio del nucleare costerà, metti 500, 1000 miliardi, perché non costerà poco, nei prossimi 15-20 anni, e verrà pagata dalle bollette. Dopodiché le bollette aumentano, non scendono, aumentano. Bravo. Per diminuire le bollette bisogna usare il solare, che è gratis. Per di più l'uranio viene solo o quasi totale dalla Russia. Gli americani non hanno messo le sanzioni alla Russia sull'uranio, perché altrimenti devono chiudere le centrali, è chiaro. È lo stesso ai francesi. Basta. Tutti quelli che parlano di nucleare non capiscono niente. Allora torniamo alle bollette, state attenti perché ci sono anche i famosi truffatori e le truffe nelle bollette. Andiamo a sentire. Stiamo seguendo diverse persone anziane che hanno dovuto acquistare uno smartphone ma non hanno minimamente idea di come funzioni proprio per far fronte a queste chiusure di uffici postali. Sono 15 gli uffici postali della marca coinvolti nel ridimensionamento di servizi previsto dal 16 dicembre scorso in Veneto da Poste Italiane, con Spresiano e Vittorio Veneto che hanno tagliato l'apertura pomeridiana. Un piano che ha imposto la chiusura definitiva di altri uffici in Veneto che nel tempo
secondo Adico, ha allargato la platea di chi ha trasferito sul cellulare molti servizi prima appannaggio dei servizi postali. E così molte persone senza alcuna alfabetizzazione digitale sono diventate vittime facili dei truffatori. Il report 2024 della Polizia Postale parla chiaro: in Veneto sono state denunciate per crimini finanziari online 190 persone, oltre 23.000 le segnalazioni. Siamo a 23.896 segnalazioni acquisite dalla Polizia Postale, quindi un 28,9% delle complessive segnalazioni. Rispetto all'anno precedente abbiamo un aumento del 15%, quindi è un dato importante, e si registra un aumento del 32% delle somme sottratte. Somme che quasi mai tornano nelle mani delle vittime di truffe, finendo in conti correnti spostati o reinvestite. Il boom delle truffe nel 2024, non solo INPS, banche o Agenzia delle Entrate, anche il nome di Adico o dello sportello del consumatore è stato usato come cavallo di Troia per impossessarsi di password o credenziali d'accesso. Riscontriamo tantissime richieste di aiuto di persone che dicono di ricevere una comunicazione da parte di Adico che informa il cliente che questa convenzione non è più attiva, quindi anche noi stiamo diventando vittime di questa truffa. Ufficio Adico che solo nell'ultimo anno ha gestito 500 pratiche per bollette pazze, oltre 40 pratiche aperte in 3 settimane con una media di 6 al giorno per un importo totale di poco inferiore ai 100.000 euro. Le proposte sono le più assurde e chi non ha gli strumenti è ovvio che diventa una facile preda. Allora, invece di preoccuparsi di questa tragedia che succede a queste povere persone che non riescono neppure a gestire questo telefonino, cosa si pensa? Si pensa alla centrale nucleare a Marghera. Andiamo a sentire questo Vox. Venezia. Come lo vede il progetto di una centrale nucleare a Marghera? Dal mio punto di vista Marghera ha già tutti i suoi problemi con tutte le fabbriche che ci sono. D'altronde la mia parola non è che cambia tanto. Dice problemi di inquinamento? Ovvio, sicuramente con tutte le fabbriche che ci sono, già anche andando verso Marghera tu le senti già la puzza sotto il naso. Lei si sentirebbe meno sicuro se aprisse una centrale nucleare? Siamo tutti poco sicuri. Che senso ha proporre una centrale nucleare? Non tiro fuori tutti i problemi che ci sono, che conosciamo molto ma molto bene, nel senso, ma non soltanto la questione se scioppa cosa succede, ma non è questo il problema, è che non ha senso fare una centrale nucleare vicino a una città come nostra, come che so le altre città. Bisogna farle in luoghi dove, che se per caso succede dei problemi, la questione non viene immediatamente ribaltata sulla popolazione. Non se ne parla nemmeno. Guarda. Perché? Perché non è un posto da fare. Capisco le nuove tecnologie, capisco tutte le nuove cose, ma già abbiamo avuto problemi in passato e quindi non ci fidiamo più. È un assurdo. È il desiderio di apparire in qualche maniera da parte di Brunetta. Si è guadagnato una pagina di giornale. Sarebbe l'ennesimo progetto su Marghera che non si sa dove andrà a finire. Diciamo che intanto occupiamoci di bonificare l'area, poi vediamo come va a finire appunto anche questo eventuale progetto. Dice che ne è già abbastanza. Ma sì, sicuramente è un'area che va ripensata anche in funzione probabilmente di uno scarico del turismo sulla città, quindi sicuramente un'area che andrebbe rivalutata e ricompresa per essere un vero hub probabilmente della vera risorsa degli ultimi tempi che è la monocultura turistica. Ecco. Non sono informato. Neanch'io. Brunetta ha proposto una centrale nucleare a Marghera. Non seguo più la politica, mi disinteressa completamente, che sto bene. Il buon senso del cittadino. Professor Zanni, allora come ci saluta e con quale messaggio ci lascia? Prego. Faremo un referendum per mandare a casa sia nucleare e quei politici abbastanza stupidi che non sanno neanche cosa. Ho finito. Basta.
Grazie veramente, grazie, salutiamo veramente a questo fisico che ha il coraggio di dire come stanno le cose, ma perché è anche competente in materia per quanto si parla di nucleare. Ecco, noi vorremmo, come è successo con i vaccini, professor Zani, che parlassero le persone competenti, perché sennò veramente qua non ne veniamo fuori, però poi sentiamo i cittadini che hanno buon senso e che esprimono il loro parere. Grazie veramente al professor Pier Enrico Zani, collegato con noi, grande fisico questa mattina. Bellissima. Grazie. Manuele Bozzetto, che messaggio vuole lasciare qui? Il messaggio è che ora tocca a noi cittadini, tocca collaborare, tocca spronare i comuni, ci sono tanti progetti nei territori, tantissimi, bisogna impegnarsi, impegno civico, sociale, essere preparati, avere persone come il professore che sono i nostri consulenti e anche momenti come il tuo nei quali sicuramente siamo sempre sollecitati a credere e ad andare avanti, e grazie a quelle realtà comunali, dicevo Rossano, poi i sportelli periferici, Enel, i territori, che io continuo, i volontari. E tu pensa, Mirella, un'ultima cosa, è come un po' la democrazia, non dobbiamo delegarla agli altri, dobbiamo praticarla noi. E quindi come cittadini crederci e crederci sempre. Grazie, grazie anche a Manuele Bozzetto, referente per il Bassanese Cittadinanza Attiva Veneto. Grazie, grazie, pubblicità. Vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza l'avvocato Alessandro Bortoluzzi, consigliere gruppo misto, poi spiegherà come, perché, cosa sente nell'aria, che profumo. Iniziata la primavera, ormai siamo a marzo, fioriranno questi fiori meravigliosi, vediamo il fiore della politica che fiorirà per primo, chi la vincerà. Saluto anche l'associazione Amici di Giorgio Lago, Francesco Chiavacci Lago. Grazie anche al dottor Lago di essere qui, grazie dell'invito. Ecco, appunto con Francesco Lago parleremo proprio di questa meraviglia che lui ha la fortuna di vedere, questi fiori meravigliosi. Quello che non vediamo sono i fiori della politica, i nuovi fiori che spuntano, ma c'è un riciclo non di sicuro che ci fa molto ben sperare. Allora, avvocato Bortoluzzi, ecco, cosa sta succedendo? Hanno detto che ci sarà il prossimo congresso della Lega, che si deciderà sul terzo mandato o sul quarto per qualcuno o il secondo se si fermeranno, però è la consulta che deciderà, questa è la verità. Ecco, come sta andando, cosa vuole dire? Ecco, come funzionerà secondo lei? Perché ormai siamo prossimi a sentire per il terzo o non terzo mandato. Ma Mirella, cosa ti devo dire? Io da osservatore esterno vedo una Lega che è molto in difficoltà, vedo che c'è un po' di fuggi, qualcuno che ricoglie l'occasione per passare i Fratelli d'Italia, che adesso va per la maggiore, insomma il carro del vincitore, come sappiamo, è sempre affollato. E a livello regionale credo che poi alla fine troveranno, nell'ambito del centrodestra, troveranno modo di restare assieme, però la vedo molto male per la Lega, perché alla fine poi decideranno i leader nazionali, qualcuno avrà in cambio qualcosa da qualche altra parte e forse la quadra verrà trovata, però vedo una Lega in grande difficoltà. Il centro-sinistra di cui ho fatto parte non pervenuto, perché io non so se sai qualcosa tu, ma pare che non se ne parla, e quindi è una partita tutta all'interno, una prova di forza tutta all'interno del centrodestra. Credo che l'ipotesi del terzo mandato per Zaia ormai sia oggettivamente tramontata, gli troveranno un'altra carega, credo che ce ne siano in giro. Allora, avvocato Bortoluzzi, quello che però si vede è che la gente, il cittadino, la società vota più la persona che il partito adesso, vota il leader. Ecco, tanto è vero che quando si parla di Fratelli d'Italia si parla di Giorgia Meloni, certo. Quando si parla di sinistra si parla della Schlein. Ecco, forse sono due donne che bene o male hanno cercato di far sì di avere quell'elettorato che prima non c'era, quell'elettorato che le segue perché sono anche determinate sia da una parte che dall'altra, poi ognuno fa le proprie riflessioni e ha le proprie idee. Il problema è vedere chi ha l'esercito. In questo momento giustamente lei dice l'esercito ce l'ha
a quello che sente l'avvocato Bortoluzzi, Giorgia Meloni questa premie. Ma come gestirà, ecco, questo potere enorme e soprattutto questi venti di guerra che si sentono nell'aria? Abbiamo sentito i dazi, cosa è successo ieri. Ecco, com'è la situazione per questa donna vista da lei, avvocato Bortoluzzi, che di politica se ne intende? Ma bisogna riconoscere a Giorgia Meloni che lei i fondamentali della politica ce li ha, quindi non è un'improvvisata, ha fatto una lunga gavetta e si vede che sa muoversi in politica. Dopo di questo però un'eccessiva personalizzazione ormai porta, secondo me, anche a degli effetti negativi, perché io penso che tutti quelli che abbiamo eletto in Parlamento, la qualità non è eccelsa, diciamo, insomma, da un po' di anni a questa parte, però credo che qualcosa da dire e da fare potrebbero averlo. Invece in realtà ormai è tutto molto personalizzato, vediamo cosa sta succedendo in America c'è uno che comanda, punto, fa degli editti, no? Alla sera scrive. È una fase molto, molto, molto critica per la democrazia, perché sta passando ormai il messaggio per cui la democrazia parlamentare, che è quella che abbiamo conosciuto fino adesso, forse non è più il metodo migliore per governare, e quindi tornano un po' qualche autoritarismo, tutto basato molto, molto sul leader. Questo è pericoloso perché se prima avevamo, quando c'erano i partiti e avevamo il sistema proporzionale, cadevano i governi, adesso però c'è un'apparente stabilità, poi succede qualcosa, quando hai fatto fuori il leader non hai più nessuno dietro, e quindi vedi questi fenomeni alla Renzi in cui si passa dal 40% al 3%. Secondo me non sono dinamiche positive queste qui. Io non ho mai fatto politica perché trascinato da un leader, però vedo adesso va di moda così. Secondo me è molto pericoloso, perché... Sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Francesco Chiavazzi Lago. Dottor Lago, cosa ne pensa? E soprattutto se suo padre fosse vivo, questo illuminato, questo che vedeva molto lungo anche nella politica. Ecco, come la vede lei la situazione? Prima abbiamo sentito il fisico, non so se lei ha seguito un po' la trasmissione, che ha detto attenzione, vediamo prima come si comporterà Trump. Elon Musk è un fisico, sa dove dovrà parare, però bisogna vedere il potere che avrà nelle mani, ma siamo anche noi in gioco, cioè non è che noi non apparteniamo a quel gioco micidiale che si sta facendo alle nostre spalle, perché noi non sappiamo. Prego, sì. Dottor Lago. Ma io concordo sostanzialmente su tutto quello che diceva l'avvocato. La Lega la vedo anch'io in difficoltà, perché forse il motivo principale è quello che ha proprio perso la sua identità. Ricordo quando c'era Alleanza Nazionale, i confini, la Lega con Bossi, era molto più divisa la cosa. Alleanza Nazionale più forte al sud, la Lega forte al nord. Invece adesso Salvini e Meloni stanno cercando di fare due partiti nazionali. La Meloni ci è riuscita, Salvini non mi sembra proprio che ci stia riuscendo e mi sembra che abbia perso il nord. Poi la situazione mondiale è molto complicata. Certo che i personalismi negli ultimi anni veramente stanno aumentando. In Italia la questione del personalismo è partita già dall'epoca di Berlusconi, insomma mio papà ne ha scritto molto su questa personalizzazione. Allora, dottor Lago, vediamo anche questo premio, vediamo questa locandina, questo premio che c'è stato per ricordare questo grande uomo, per percorrere nel tempo anche una storia diversa, una storia fatta di cultura, fatta di etica, di storia, perché la storia è storia, la storia non si può cancellare e i numeri sono numeri. Prego, dottor Lago. Sì, fra una settimana, il 13 marzo, sono esattamente 20 anni che è mancato mio papà,
e quindi con l'associazione e il centro studi Giorgio Lago all'interno dell'Università di Padova abbiamo organizzato questo importante convegno che si terrà in aula magna appunto al BO all'Università di Padova, a cui parteciperanno i vertici dell'università, compresa la rettrice, la professoressa Mappelli, e poi parteciperanno tutta una serie di amici, di componenti della nostra associazione e due ospiti d'eccezione che sono Ilvo Diamanti e Ferruccio De Bortoli, che verranno sostanzialmente intervistati da Paolo Possamai. Per cui questo è un po' l'evento prossimo. È uscito un libro che ho qui alle mie spalle, che abbiamo curato io e Francesco Iori, che si intitola Il mio Veneto e altri scritti, che è l'ennesima raccolta di articoli di mio padre e è veramente molto 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 interessante. Lui era veramente profetico quando scriveva, le sue intuizioni sono ancora vive. Sì, il mio Veneto, noi sentiamo molti politici che dicono il Veneto ci ha eletto, il Veneto siamo noi, però bisogna vedere chi ti ha eletto e quanti ti hanno eletto. L'Italia siamo noi. Cosa dice lei, avvocato Bortoluzzi? Io sono, io ho, io faccio, io dico, io decido. Forse il noi sarebbe meglio, un aggettivo più consono. Abbiamo parlato prima di personalismi, quindi personalizzare sempre tutto quanto. Poi delle persone ci si dimentica, dei cittadini ci si dimentica, e secondo me adesso ci sarebbe veramente bisogno di qualcuno come Giorgio Lago che ci schiarisce un po' il quadro in cui siamo. Lui lo sapeva fare molto bene, quindi con poche parole ti scriveva quello che tu sentivi dentro e percepivi di quello che stava succedendo, però non riuscivi a razionalizzarlo. E adesso il Veneto è stata una regione che per tanti anni, anche sotto la guida della Lega, e la Lega ne ha fatto il suo successo, aveva una sua identità, c'era un senso di appartenenza. C'era addirittura una forza politica che rappresentava il Veneto con delle percentuali, abbiamo visto, anche bulgare, e quindi quando succede questo è una forza politica che riesce a interpretare quella che è la società. Questa cosa qui ormai manca completamente. Noi, al di là un po' della retorica del prosecco, insomma, ecco, soprattutto nella nostra zona, però non abbiamo più una nostra identità precisa, non siamo più orgogliosi di quello che sappiamo fare bene. E quindi poi alla fine vediamo che a livello nazionale ci sono queste capriole in cui qualcuno che parte con la Lega Nord va a prendere i voti al Sud. Questo è stato, secondo me, una cosa molto che non è stata ben digerita dai veneti. Vedere una forza a cui facevano riferimento, al di là forse anche delle bandiere politiche, partire e parlare del ponte sullo stretto di Messina, cioè francamente è una cosa che io parlo con le persone e queste cose non vengono capite. Ecco. Però bisogna anche dire che se governa la Meloni destra-destra è anche colpa della sinistra che ha messo su questo piatto d'oro questo paese, perché è una sinistra molto frammentata, molto divisa. Ognuno si è fatto il suo campanile, ma non si va da nessuna parte e non governi di sicuro il paese frammentandosi. Forse non si riesce a capire che questi italiani hanno bisogno veramente di unità, di idee, ma veramente di essere delle idee tutti assieme per il bene del paese e non per il bene della segreteria politica o del politico di turno, perché qua non ce n'è, e ce n'è per tutti e non per nessuno. Cioè noi non riusciamo ad andare avanti in questo modo. Perché queste frammentazioni? Ma dove vai col 2, il 3%? Cosa riesci? Allora pensi più al bene del paese o alla poltrona? Cosa dice, dottor Lago, lei? Questa frammentazione anche della sinistra, che poi può fare il mea culpa se adesso governa Giorgia Meloni, non può passare il cerino e dire sempre colpa vostra che sbagliate a votare, che saremo noi. Prego, dottor Lago. Sì, c'è sicuramente una mancanza di
programmi anche, perché come si diceva l'altro lato della personalizzazione è proprio quello della mancanza di programmi. Si parla sempre ti è simpatico quello, non ti è simpatico, ti piace quello, ti piace quell'altro, ma nessuno va poi a leggersi esattamente cosa c'è scritto nei programmi di partito. Questo sicuramente è un grosso problema. La sinistra ha un problema gigantesco di divisione al suo interno, ma insomma mi ricordo che ne scriveva mio papà 30 anni fa che si parlava dei famosi sbarramenti al 5%, al 6%, non si può avere dei leader che continuano a imperversare in televisione, nei talk show e hanno il 2%, questo è, secondo me non va bene. Poi sulla Meloni, al di là che sia destra o sinistra, io credo che in una crisi mondiale del genere sia un fattore positivo il fatto di avere una stabilità, perché credo che se non succede qualche ribaltone con Salvini, io credo che la Meloni abbia la possibilità di governare 5 anni, che nel nostro paese è un'eccezione assoluta. Avvocato Bortoluzzi? Ma sì, la stabilità è sicuramente un elemento positivo. Preoccupa il fatto che in molti paesi europei questa stabilità non c'è, o ci sono dei governi molto deboli, a partire dalla Francia e anche dalla Germania. Adesso è appena andata al voto, però mi pare che il risultato consegni un quadro politico in cui chi si prende la responsabilità di governare adesso comunque non è la Germania della Merkel, per intenderci, insomma. Quindi sarà difficile per la Meloni muoversi in questo quadro. Siamo stati per qualche settimana a riferimento di un qualcosa, adesso vedo che già il vento sta cambiando. Certo è che se la Meloni pensa di interpretare questa fase facendo la valletta di Trump, credo che non andremo lontano, perché il personaggio è pericoloso e inaffidabile, quindi pensare di muoversi in funzione di quello che fa Trump, entrare nelle buone grazie di Trump, credo che sia un errore clamoroso. Qui adesso bisogna stare o da una parte o dall'altra. Per esempio, facciamo un discorso molto serio: se domani mattina Trump impone dei dazi alla Germania, noi conquistiamo, stiamo con l'Europa o stiamo con Trump? Qui ci sono delle scelte da fare, ci sono delle reazioni da fare, dei dazi con cui rispondere. Cosa farà la Meloni? Io non l'ho ancora capito, sinceramente. Ma io vorrei anche capire cosa farà l'Europa più che la Meloni, perché certo, noi continuiamo a dire la Meloni, ma l'Europa non è fatta solo da Meloni, bisogna vedere anche cosa decide di fare, ecco, questa Europa, da che parte andare e cosa mettere nel piatto. Cosa dice dottor Lago? Lei come vede questa Europa che non riesce a trovare a quello che si sente proprio un percorso adatto, ma un percorso importante anche di far capire che c'è, che esiste? Fino adesso non vediamo un'Europa così forte. Prego. No. Ma molto difficile, perché alla fine c'è questo ricatto, questo ombrello militare che ti condiziona tantissimo, perché è inutile dire che noi europei, in particolare noi italiani o noi tedeschi, vogliamo avere l'indipendenza da un personaggio come Trump, se poi alla fine ogni volta che succede una guerra in Europa, come è successa quella volta con la Serbia o succede con l'Ucraina, poi quelli che forniscono le armi e quelli che vanno a intervenire sono sempre gli americani. Ci sono 3 superpotenze, gli unici che possono dialogare a quel livello probabilmente sono gli inglesi e sono i francesi, che non dimentichiamo sono i vincitori della seconda guerra mondiale, mentre noi e i tedeschi siamo quelli che l'hanno persa e l'hanno fatta esplodere, e quindi gli equilibri sono ancora quelli, ci sono 3 superpotenze, noi siamo in mezzo, cerchiamo di barcamenarci come abbiamo sempre fatto dal dopoguerra in poi. Certo, l'unica cosa positiva può essere che questi modi veramente bruschi di Trump e di anti-europeisti vedo che stanno ricompattando l'Europa. Se non riusciamo a metterci d'accordo neanche sotto questa enorme pressione non ci riusciremo mai.
Sono d'accordo con lei, dottor Lago, perché è un momento cruciale per far capire l'importanza dell'Europa, se c'è questa Europa forte, perché noi abbiamo bisogno di un'Europa forte, non possiamo assolutamente continuare in un'Europa che traballa, che non sa che posizione prendere. Adesso si parla di questo esercito europeo, ma abbiamo sentito per fare questo esercito europeo quanti soldi verranno impiegati, ma avrà forse nel lungo termine, non è che si possa parlare in breve tempo, e noi abbiamo questa spada di Damocle con questa guerra alle porte di casa, e non è così facile decidere, come dice l'avvocato Bortoluzzi, da che parte stare, avvocato. Vorrei se fosse lei, ecco, da che parte sto in questo momento, perché al di fuori si fa presto, è come quando sei all'opposizione, puoi dire quello che vuoi, poi quando governi è tutta un'altra cosa. E da che parte stare in questo momento, dottor Lago, perché è difficile, ma soprattutto quello che volevo parlare con lei sono come intrigare i giovani in politica, ecco, cercare di coinvolgerli. Io da paio d'anni, forse anche più, che dico diamo il voto ai sedicenni, come diamo il patentino e li mettiamo nella strada, li responsabilizziamo, possiamo dare loro anche il voto. Io non penso che siano così confusi e che non sappiano, anche perché quelli che protestano per l'ambiente e per un mondo migliore sono loro. È inutile che ce la giriamo e forse hanno le idee più chiare, forse non fanno vedere questi giovani, ma fanno vedere quei pochi che hanno preso un percorso diverso, perché così ci togliamo e facciamo vedere che sono tutti dei piccoli delinquenti che non hanno voglia di far niente, ma solo di protestare, di imbrattare e di spacciare. Sì. Prego, dottor Lago. Sì, sicuramente questo non è vero. Noi come associazione organizziamo il premio Giorgio Lago Juniores da 9 anni, che è un concorso giornalistico dedicato ai ragazzi delle ultime classi di tutti gli istituti superiori del Veneto e del Friuli. Abbiamo appena chiuso il bando e hanno partecipato 65 ragazzi da 25 licei diversi, da 8 province del Veneto e del Friuli. Siamo molto soddisfatti perché noi ogni anno andiamo anche nelle scuole a tenere delle lezioni di giornalismo, facciamo leggere gli articoli di mio padre sul tema scelto, e tra gli articoli che gli facciamo sempre leggere c'è questo bellissimo articolo che lui ha scritto 25 anni fa, che si intitola I ragazzi di oggi, in cui li difende a spada tratta e dice sostanzialmente che ogni generazione indica la generazione dopo come una generazione che non ha voglia di fare o altro, e questo non è vero, perché noi vediamo che i ragazzi, sicuramente ci sono le mele marce, ma c'erano anche ai nostri tempi, e ci sono dei ragazzi veramente, veramente molto, molto bravi. Credo più bravi e anche più educati di quello che eravamo noi degli anni 70. Anch'io sono convinta di questo, li difendo sempre, dottor Lago, anche cerco di averli anche ospiti il più possibile, ed è molto bello sentire che loro invece sono molto ottimisti. Ho avuto una splendida ragazza l'altro giorno che ha detto: noi riusciremo ad avere un futuro migliore, noi siamo ottimisti, ci crediamo, un po' alla volta ce la faremo, e questo fa veramente ben sperare. Allora andiamo a vedere proprio questo video di questa presentazione Premio Lago Juniores, andiamo a vedere, a sentire, poi lo commentiamo. Il premio Giorgio Lago Juniores è arrivato alla 9ª edizione. Molti dei ragazzi che hanno partecipato e vinto hanno intrapreso questa carriera. Alcuni si sono dedicati più alla scrittura, altri al giornalismo. Alcuni sono diventati giornalisti iscritti all'albo, altri collaborano con le testate del nord-est. Provateci anche voi, molti di loro hanno cominciato come voi quasi per caso, oppure mossi da una grande passione per la scrittura, e ce l'hanno fatta. Partecipate! La lezione di Lago è quella di un giornalismo laico, cioè di un giornalismo che non sostiene tesi, che non vuole vendere dei prodotti, e soprattutto prodotti di idee o sedicenti tali, ma che sta ai fatti, che giudica le cose e non le persone.
Io vorrei che alcune doti appunto che erano caratteristiche di Giorgio Lago potessero diventare patrimonio anche per le persone più giovani. Sono 3 doti, tra loro molto collegate: curiosità, comprensione e condivisione. La curiosità verso tutto quello che succede appunto nel contesto che ci circonda, la comprensione come volontà di capire, di comprendere fino in fondo quello che succede, cosa ne pensano gli altri, e poi la condivisione, cioè la capacità di davvero condividere quello che si è capito con gli altri. I giovani non sono soltanto il futuro, ma sono anche il presente. Credo che il loro compito sia proprio di dimostrare la loro essenzialità oggi. Il premio Giorgio Lago Juniores è stata prima di tutto un'esperienza stimolante, ma anche un modo per me di farmi conoscere all'interno del vastissimo mondo del giornalismo ed entrare a contatto con questa nuova realtà lavorativa. Io attualmente lavoro per il Gazzettino di Padova come collaboratrice e mi occupo principalmente dei settori social, eventi e giovani. Partecipare al premio mi ha quindi permesso di lavorare e fare esperienza fin quasi da subito. Vi invito a partecipare, tenete presente che ci sono in palio 1.000 euro per il vincitore, 750 per il secondo classificato e 500 per il terzo, oltre alla possibilità, successa già nelle ultime edizioni, per i vincitori di cominciare a fare i primi passi nel mondo del giornalismo. Ciao ragazzi, sono Matteo e oggi voglio condividere con voi la mia incredibile esperienza partecipando al premio giornalistico Giorgio Lago, dove ho ottenuto il secondo posto. È stato davvero emozionante, oltre che ovviamente una crescita personale. Ricevere questo premio è stato veramente indimenticabile e ha riempito il mio cuore di gioia e di orgoglio. E non è tutto, da allora la Tribuna di Treviso, per esempio, mi ha aperto una piccola porta nel mondo giornalistico. Ragazzi, vi invito a non lasciarvi sfuggire questa grande occasione. Ogni passo verso i nostri sogni conta. Mettersi in gioco può regalare opportunità che non sapevamo neppure di avere. Quindi, mi raccomando, partecipate numerosi. Ciao a tutti, io sono Nancy, vincitrice del premio Giorgio Lago Juniores 2022 e con questo video voglio invitare i ragazzi e le ragazze di quinta superiore ad approfittare di questa immensa opportunità e partecipare alle edizioni di quest'anno. Il premio Giorgio Lago mi ha aperto le porte del giornalismo. Ormai sono più di 2 anni che collaboro con il Corriere del Veneto. Se questo mondo vi incuriosisce, se vi piace scrivere, se è la vostra passione, il mio più grande consiglio è partecipare al concorso, mettersi in gioco e inviare l'elaborato. Quindi sì, spero davvero siate tanti e buona fortuna. Ciao, sono Beatrice Zavotti, tra le vincitrici del premio Giorgio Lago 2022. Per me il premio è stata un'opportunità straordinaria perché mi sono misurata con la scrittura giornalistica attraverso un elaborato su un tema di grande attualità e molto caro nei giovani. Tutto questo guardando a Giorgio Lago, che è stato un illuminato protagonista del nostro nord-est con la sua cultura, la sua professionalità e la sua lucidità. Per me il premio ha rappresentato anche una tappa importante nel mio percorso giornalistico che ora sto affiancando agli studi universitari. Da maggio 2023 infatti sono iscritta all'elenco dei pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, raccontando ogni giorno volti, storie e vicende dei nostri territori. Ecco, questi sono i nostri giovani, io ve li faccio vedere. Sì. Dottor Lago, come ci saluta? Ormai siamo proprio in chiusura, prego. Insomma, come vi saluto, vi posso solo fare gli auguri e cerchiamo di fare in modo che siamo fiduciosi che questa rivoluzione Trump ci dia la spinta a noi europei per ricompattarci e superare le divisioni che ci affliggono da secoli. Grazie al dottor Francesco Chiavacci Lago di essere stato con noi. Grazie a voi. Avvocato Bortolucci, come ci saluta? Ma io intanto saluto gli amici della famiglia Chiavacci Lago perché hanno fatto una cosa incredibile, stupenda, e non solo rendono onore alla grande figura, insomma, di Giorgio Lago, ma fanno una cosa nobile che è appunto quella di valorizzare i giovani, perché i giovani hanno bisogno di esempi concreti, di vite vissute bene, di esempi professionali come quelli di Lago e di tanti altri giornalisti che si sono ben fatti valere. Il panorama attuale
non è un granché. Allora diamo la parola a Leone da Tre Baselle, che è veloce Leone perché sono in chiusura, prego. Ciao ragazzi, saluto i tuoi ospiti. Allora largo ai giovani, speriamo Mirella che siano dei giornalisti che ci dicono cose come stanno, perché finora sull'Ucraina abbiamo sentito un mare di falsità, cioè che i russi hanno invaso l'Ucraina senza nessun motivo. Questo è un falso immenso e adesso non sappiamo più come uscirne da questa guerra. Ciao Mirella, grazie. Grazie, io volevo anche salutare e stringermi attorno alla famiglia del dottor Rizza, che vediamo è stato ospite molte volte, questo pediatra mite, questo storico pediatra di Oderzo che ci ha lasciato. Un grande abbraccio alla famiglia e mi dispiace molto, era una persona veramente una persona squisita in tutti i sensi, che sapeva parlare, sapeva farsi comprendere, cosa molto difficile in questo mondo, perciò veramente un grande abbraccio, un grande saluto alla famiglia Rizza. Ieri ci sono stati i funerali dell'uomo di Oderzo e perciò siamo veramente, io in particolare sono veramente addolorata e dispiaciuta per questa improvvisa perdita. Grazie sia al dottor Giorgio Lago sia al dottor Francesco Lago, ma mi viene sempre in mente questo grande padre che ho avuto anche la fortuna di conoscere, ecco, in tempi non sospetti della mia attività, perciò mi fa sempre piacere averlo ospite. Grazie anche all'avvocato Bortoluzzi. Mirella. Certo che ce n'è di strada da fare per tutti quanti e allora adesso è meglio che andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Riso con uova e tacchino. La differenza tra un tacchino maschio e uno femmina si nota innanzitutto nelle dimensioni. La femmina è decisamente più piccola. Inoltre la femmina presenta meno caruncole sul capo, mentre quella del maschio, in caso di agitazione, si gonfiano e si arrossano. Il tacchino maschio ha anche più penne e può fare la ruota disponendo a ventaglio le penne della coda. Spesso con la coda a ventaglio il tacchino maschio si esibisce in una specie di danza per corteggiare le femmine. Ingredienti per 4 persone. 320 g di riso a grana lunga, 350 g di fette di fesa di tacchino, 250 g di formaggio fresco, 150 g di piselli, anche surgelati, 3 uova, trito aromatico, prezzemolo, salvia, zenzero, pochissima maggiorana, cipolla, alloro, salvia, rosmarino, limone, olio extravergine di oliva, sale, pepe. Tagliate il formaggio a pezzetti. Pepate le fette di fesa di tacchino e mettetele in una padella con un filo d'olio, un rametto di salvia e uno di rosmarino. Mettete le uova in un pentolino con acqua fredda salata.
Rassodate le uova lasciandole cuocere per 10 minuti dall'inizio dell'ebollizione. Lessate il riso che cuocerete al dente in abbondante acqua salata, aromatizzata con un paio di rondelle di cipolla e con una foglia di alloro. In una padella, con un cucchiaio di olio, fate appassire un po' di cipolla. Rosolate le fette di fesa di tacchino. Aggiungete i piselli e un po' d'acqua. Salate e lasciate cuocere. Ponete in una insalatiera il riso, le fette di fesa di tacchino fredde e tagliate a pezzi, i piselli, il formaggio e un cucchiaio di trito aromatico. Condite l'insalata con sale, pepe, olio e succo di limone. Servite con le uova sode tagliate a spicchi. E buon appetito!